Buon pomeriggio, buongiorno, buonasera, in base a quando ci state guardando. Finalmente, dopo un po' di attesa, si torna per il campionato degli amici del Kart Veneto. Qui con me, come al solito, Daniele Gianfagna ad accompagnarmi. Buongiorno e buonasera a tutti, Così. da sé a quanto ci state guardando. Esatto. Comunque, quest'oggi ci troviamo nel circuito di Affi Kart Indoor. Come possiamo vedere anche dalle riprese, si girerà leggermente anche outdoor, però prettamente indoor, e vedremo una gara molto interessante, anzi più di una gara molto interessante, perché comunque ricordiamo che ci sono le solite categorie degli amici del Kart Veneto, che è divisa in bronzo, in silver e in gold, quindi saranno sicuramente delle gare molto interessanti. Aspettiamoci una stagione comunque sicuramente molto adrenalinica e con delle gare pazzesche. Esatto, oltretutto si parte a bomba su questo circuito che sto vedendo, permette qualche sorpasso in più rispetto agli altri classici circuiti indoor. Vedo che ci sono comunque delle vie un po' più larghe nelle vie di fuga, diciamo, nelle curve, e anche in alcuni rettilini è permesso il sorpasso. Oltretutto è sviluppato su due piani e sono lunghi dai 270 ai 370 metri il piano terra e 180 metri il piano superiore. Sono dalle 8 alle 12 curve in base alla insomma, la configurazione che si sceglie, e 5 più una curva per il piano superiore. Esattamente, comunque abbiamo visto la griglia formata con Rocky Donuts in prima posizione, secondo Pave, terzo Chup, quarto Matti Pri, quinto TD78, sesto Cenez, settimo Super Giro, ottavo Biofa, nono Ulisse, decimo RC Hits, undicesimo Mattia 05 e Billy 1993 e dodicesimo ed ultimo. Quindi eravamo un attimo con l'onboard, ma torniamo subito con l'inizio della gara. È iniziata praticamente adesso, visto anche un pilota che forse è subito entrato ai pit, da capire quello che gli è successo, mentre qua subito un sorpasso nella parte esterna del circuito, parte esterna che vede comunque una chiocciola molto interessante, in cui dei sorpassi e dei possibili incroci di traiettorie ci possono essere, mentre qua subito il gran sorpasso della salita che porta al primo piano di cui stavamo parlando prima. Quindi sicuramente una gara molto interessante. È una cosa che non abbiamo visto effettivamente la scorsa stagione, almeno per le gare che abbiamo commentato noi, la partenza lanciata, perché come abbiamo visto sono partiti lanciati i piloti quest'oggi. Vero, è vero, e questo può fare tanta differenza, perché potrebbe esserci qualche kart che non ha bello sprint all'inizio, insomma, per problemi tecnici, e questo magari garantisce anche un po' più di equità nel guarda che botta che ha dato al guardrail. Comunque i primi 4 sono in lottissima. Grande lotta per i primi 4 per questa batteria bronzo 3. È la prima volta che vediamo, almeno documentata da noi, la batteria bronzo 3. Comunque veramente una gara che ha fatto veramente il sold out per i ragazzi degli amici del Kart Veneto. Vediamo che nello scorso giro c'è stato lo scambio di posizione per la seconda, con Chup che ha sorpassato Pave e Cenez 16 che ha sorpassato TD78 per la quinta. Ma adesso vediamo questo giro, mentre ho visto qualche sorpasso, dietro nella settima posizione con Biofa, che è riuscito a passare Super Giro, però i piloti all'inizio erano 12, quindi probabilmente c'è stato effettivamente un ritiro, come abbiamo visto ad inizio gara, che uno dei piloti è rientrato ai pit e non è più uscito, quindi probabilmente il ritiro. Anzi, adesso arriva il nome di Billy 1993, 12ª posizione, però penso molto arretrato rispetto agli altri piloti, mentre, come dicevi, i primi 4 sono molto vicini, con possibile fuga di Rocky Donuts che sta cercando di allontanarsi, ma dietro sono Chup, Pave e Matti Pry che sono veramente vicini. Sì, intanto vorrei far notare ai nostri telespettatori anche la larghezza più importante della pista, e quindi permette anch'essa, è una variabile che permette più sorpassi durante tutto l'arco delle gare. Ecco qua Bellissima questa parte outdoor. Bella, molto bella questa parte outdoor, che non è larghissima, ma la chiocciola permette degli incroci sicuramente molto interessanti, mentre nello scorso giro c'è stato il sorpasso di Pave nei confronti di Chup, quindi cambio per le posizioni a podio, quindi sicuramente una gara molto interessante per questa Bronzo 3 che si sta rivelando
molto interessante riguardante i sorpassi e tutto, e come dicevi comunque un autodromo, un kartodromo che permette sicuramente dei sorpassi interessanti, delle lotte molto molto carine e sicuramente adrenaliniche per i piloti, proprio comunque per la larghezza che rispetto a un kart indoor è un po' più largo. Sì, un po' più largo, ma quel tanto che basta da poter stare in due più tranquillamente, quindi cercare anche di affondare un po' di più la staccata. Ovviamente, difficoltà sempre presente nel cambio di asfalto tra interno ed esterno, che esterno è asfalto puro, mentre dentro mi sembra di vedere sia cemento, ma Sì. non vorrei sbagliarmi. Sì, sì, normalmente nei kart indoor è cemento, anche questo sembra tale, e comunque come vediamo i kart scivolano molto col posteriore, e questi kartodromi con la parte interna in cemento, poi giustamente all'esterno viene messo l'asfalto, così favorisce comunque l'andare dei kart, che comunque quando c'è il cambio di asfalto è veramente veramente molto complicato, mentre Ciupa è riuscito a passare Pabbe per la seconda posizione, quindi un altro cambio di posizione per la seconda posizione del podio, che per ora è quella più gettonata a livello di battaglie, e poi R-Cheats che è riuscito a passare Ulisse per la nona posizione, quindi comunque una gara che sta vedendo tanti sorpassi e sicuramente molto interessante. Occhio a Matty Pry che su Pave poteva tentare qua l'attacco, non ci è riuscito per poco nella parte elevata di questo kart indoor. Diciamo che la cosa bella anche di molti kart indoor, soprattutto della zona di proprio dove corrono i ragazzi da Amici del Kart Veneto, quindi Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, è proprio la presenza di tanti kartodromi con l'elevazione anche su due piani, quindi diciamo che è una variabile in più che può rendere il tutto più interessante. Qua penso che lotta doppiato sta venendo sorpassato adesso da Rocky Donut, Ciuppale e Matty Pry, mentre qua per la sesta posizione TD78 vicinissimo a Biofa. Bellissima lotta anche per la quinta, sesta e settima posizione. Qui stiamo subito un Borg con TD per vedere comunque la sopraelevata di questo fantastico circuito di Che bella, Afficart. che bella, che bella. Vediamo poi se la regia ci permette di vedere la curva in salita di questo circuito, perché è la parte più interessante secondo me. Vorrei vederla dall'onboard, vedremo poi se effettivamente la regia ci permetterà di vedere questa situazione, perché comunque secondo me è la parte più divertente sicuramente per i piloti, perché è una curva molto molto complicata e essendo comunque anche in cemento sicuramente non semplice da eseguire, perché comunque diciamo che quando stai per uscire dalla curva, come vediamo, dà un po' più di Colpo. sovrasterzo, mentre quando devi entrare nella curva hai un po' di sottosterzo che non è veramente difficile da eseguire quella curva in salita, e i piloti per ora lo stanno dimostrando, visto anche uno dei piloti che è rimasto coinvolto, leggero muro, per intenderci, è andato leggermente contro il muro per salire nella curva in salita, mentre qua c'è una bella lotta tra Ciuppe e Rocky Donuts e Biofa, che è riuscito a passare TD78, il pilota di cui avevamo prima l'onboard, quindi sesta posizione che paria con Biofa che passa subito nei confronti di TD78. Esatto, come dicevi tu, la difficoltà nella curva in salita sta anche nel fatto che, pur non avendo sconnessioni nel cemento o nell'asfalto in base a come è stata strutturata, il problema è il kart stesso, perché come tutti i kart, essendo rigidi o comunque non avendo sospensioni, non riescono a gestire i dislivelli di quel tipo, e quindi tendono a scodare e a saltellare. Esatto, esatto. Il problema è proprio trovare il giusto compromesso. Vediamoli infatti adesso che arrivano qua in salita. Guarda comunque quanta fatica c'è nell'entrare in questa curva. Partono un po' in scodata, poi parte un po' anche il sottosterzo. È veramente veramente tosta da far girare, ma comunque tutti stanno riuscendo in qualche modo sempre ad uscirne abbastanza illesi. Ed è proprio la difficoltà di questa curva. Una curva sicuramente molto interessante. È anche una curva che ho visto forse solo in un altro kartodromo, ma inversa, in discesa, non in salita. E se non vado errato è il VKI, il Vicenza Kart Indoor, se non vado errato, che dovremmo vedere questa stagione. Adesso nel caso abbia fatto una gaffa chiedo scusa alla regia, ma
capita. Della serie taglia, taglia. Taglia, ma noi siamo in diretta, quindi andiamo avanti così. Mentre sono stati fatti 9 giri su 17 di questa fantastica batteria Bronzo 3, diciamo che i piloti, come abbiamo visto, non sono tantissimi, ma anche sia tra il cartodromo indoor, che sicuramente non favorisce la presenza di tanti piloti nelle varie batterie, anche la struttura, che da quello che ho visto presenta solo 14 kart. Quindi diciamo che 12 kart e una bella gara qui all'interno di questo cartodromo indoor, che ha anche una piccola parte outdoor che sicuramente rende il tutto più interessante, e il circuito anche più grande sotto quell'aspetto a livello di lunghezza. Esatto, e appunto, come dicevi tu, potrebbe essere un fattore importante proprio per la nascita della terza batteria di Bronzo 3, della categoria Bronzo. Esatto. Sì, diciamo che comunque di norma, senza di norma, perché ormai succede praticamente sempre, ogni volta che vado a vedere sui social di amici del Carattere Veneto, mettono praticamente 2 secondi a riempire le batterie ed è difficile trovare il posto, quindi ci può assolutamente stare. Torniamo on board con bello. TD78 nella parte sopraelevata, super vicino, per riprendersi la stessa posizione che ha perso precedentemente. Vediamo se riuscirà a riprenderla. Abbiamo queste comunque due belle lotte tra la prima e la quarta posizione, tra la quinta e la settima. TD78 in questo momento in leggera difficoltà, ma sicuramente può tentare almeno il sorpasso su Biofa, perché comunque mi sembra molto preso bene sotto quell'aspetto. Diciamo che adesso la regia ci stacca e torna subito sulla parte secondo me più divertente del circuito, questa curva in salita molto complicata. E adesso siamo concentrati sulla lotta per i primi 4, con il primo Rocky Donuts che si è allontanato un pochettino su Chup e Pave, che sono ancora molto vicini, e Matti Prai un po' più arretrato, che sta facendo fatica nel rimanere dietro ai primi 3, che sono veramente veloci da davanti. Mentre forse qua c'è stato il sorpasso di TDD. No, non c'è stato il sorpasso. No, mi sembra di no. No. La classifica ci conferma. Allora, ho avuto un attimo un abbaglio nel cambio di posizione. Mentre qui contatto, si gira, si è girato, se non vado errato è Cenez che si è girato e si è trovato anche in una situazione molto brutta con qualche pilota che sta arrivando adesso. E adesso Cenez dovrebbe aver perso tantissime posizioni, dovrebbe essere forse verso l'11ª posizione. Adesso vedremo quando la classifica si aggiornerà. È stato un po' un peccato, perché ha avuto un leggero contatto con Biofa, se non vado errato, e si è ritrovato proprio girato nella curva, e per cercare di togliersi il prima possibile è finito contro le barriere. Vediamo adesso la classifica se si aggiorna con... No, era Biofa proprio che è rimasto coinvolto allora nell'incidente. Pensavo fosse Cenez dalla posizione, invece Biofa nel tentare il sorpasso è rimasto bloccato, e TD78 è riuscito a passarlo, mentre Biofa ha perso alla fine solo 2 posizioni, quindi nel complesso gli è andata anche bene. Gli è andata sì, esatto, assolutamente molto bene. Quindi riparte dall'8ª posizione, sicuramente molto arretrato nei confronti di Cenez e TD78. Forse potrebbe riuscire a recuperare Biofa, perché comunque a livello di ritmo stava andando molto bene. Vedremo cosa riuscirà a fare quando mancano 3-4 giri alla fine. Il giro 14, tra poco, anzi non tra poco, hanno già tagliato il traguardo i primi 4, e vediamo adesso quando taglieranno i piloti che stanno seguendo. Ecco qua Cenez e TD78, non cambia la posizione per loro due, e per ora diciamo che comunque una gara sicuramente molto interessante per quanto riguarda le battaglie, soprattutto tra i primi 4 piloti, che stanno facendo vedere una lotta veramente serrata, e li stiamo vedendo adesso nella sopraelevata. Infatti guarda quanto sono vicini. Ci sono vicinissimi. Che lotta tra i primi 4. Una lotta fantastica. Scendono qua per l'ultima curva, e adesso si sono divisi, con Rocky Donuts che deve stare attento a Chup e Pave che si è allontanato. Matti Prai, ok, c'era in mezzo un doppiato, se non vado errato, perché comunque Matti Prai è un po' più arretrato da quello che ho potuto vedere, mentre qua parte sopra elevata. Attenzione, qua c'è stato un sorpasso, ma se non vado errato è il doppiato che deve lasciar passare. Vedremo poi comunque dalla classifica se effettivamente ci sarà un cambio. Stavo dicendo Matt Donuts, ma in realtà è Matt Prai, e poi c'è Rocky Donuts, che sono 2 piloti differenti. Comunque Rocky Donuts che è sotto attacco da parte di Chup del team Amazon,
e vedremo se Rocky Donuts riuscirà a difendere questa prima posizione fino all'ultimo, o se Chup riuscirà a prendere quella prima posizione che sembrava insperata fino a qualche giro fa, ma adesso è lì vicina e sicuramente può esserci l'attacco da parte sua. Vediamo, vediamo. C'è ancora 2 giri in cui può avvenire tutto. Vedremo tra pochissimo. Comunque devo dire che questi kart sono davvero belli, sono bellissimi anzi. Hanno una splendida colorazione giallo e nero, spettacolare. Io ti dico, a livello di colorazione ti do assolutamente ragione. Non sono i miei preferiti per quanto riguarda telaio e struttura, devo essere sincero. Però a livello di colorazione ti do assolutamente ragione. Io preferisco di norma comunque i kart che hanno un telaio e una struttura un po' più sportiva sotto quell'aspetto. Però la colorazione non ti posso dare assolutamente torto. La colorazione gialla e nera è veramente, veramente bella. Beh, esatto, stiamo comunque parlando di kart indoor, quindi dobbiamo tenerci questi. Comunque sono comunque divertenti per chi è all'inizio, soprattutto in un circuito così corto e piccolo, sembra comunque di andare molto forte, nonostante i kart siano dei kart a noleggio classici. Sì, sì, diciamo che poi varia da Kartrodom a Cardodom. L'attacco! Forse c'è stato l'attacco per la prima posizione. Se non vado errato, forse Chup è riuscito a prendere la prima posizione. Non vorrei sbagliare adesso, mentre, come abbiamo visto, un pilota doppiato si è messo a lato per mettere il sorpasso. E proprio così Chup prende la prima posizione. E forse la gara è proprio finita. Sì, la gara è finita con Chup che ha fatto un attacco fantastico nella parte sopraelevata. Che sorpasso di Chup con Rocky Donuts, che quindi si vede relegato in seconda posizione. Pave prende la terza abbastanza tranquillamente, Matti Pre la quarta, Cenez la quinta, TD78 la sesta, con il fortunato contatto per lui almeno con Biofa, che dovrebbe terminare ottavo a meno che non sia riuscito a sorpassare il settimo. Guarda, proprio appena detto Biofa che è riuscita a passare il super giro. Lo dicevo che Biofa aveva il ritmo almeno per sorpassare il super giro e ce l'ha fatta effettivamente. Quindi settima per Biofa, super giro ottava. Nono R Cheats. Vediamo adesso decimo Ulisse, undicesimo Mattia e dodicesimo Billy. Quindi comunque una gara molto molto interessante questa batteria bronzo 3. Andiamo a rivederci un attimo la classifica dei piloti. Mentre appare la grafichina, eccola qua con Chup, vincitore di questa gara all'ultimo con un sorpasso strepitoso su Rocky Donuts, che è secondo, terzo per Pave, quarto Matti Pride, quinto Cenez, sesto TD78, settimo Biofa, ottavo Super Giro, nono R Cheats, decimo Ulisse, undicesimo Mattia 05 e dodicesimo Billy 1993. Una gara sicuramente molto interessante con il giro veloce fatto da Pave in 45 471. Che dire, Daniele, a questo punto direi che possiamo almeno chiudere qua per questa gara bronzo 3 e ci vediamo subito tra pochissimo, un attimo di pausa per noi e subito tra pochissimo per gara bronzo 2 a questo punto. Ancora tra poco. Rieccoci qua quindi per l'inizio della seconda batteria di quest'oggi, la batteria bronzo 2 che vedrà ben 13 piloti in gara per questa batteria, mentre una testa in mezzo alla telecamera, ma si rimedia subito alla situazione. Abbiamo sicuramente un tifoso che era molto interessato alla situazione dei piloti che adesso partiranno per il loro giro di formazione per poi iniziare la gara nel migliore dei modi. Vediamo adesso che tra poco apparirà la classifica. Vediamo i piloti che sono pronti quest'oggi per dare e fare spettacolo, con Rise in prima posizione, seguito da Brian in seconda, terza Roby LOL e quarto Bullet, quinto Fababi 86, seguito da K8 in sesta, settimo Mambro 91 e ottavo Mela, che conclude la top 8. Fuori dalla top 8 abbiamo Alfred 58 in nona, decimo Gilbert, undicesimo The Aviator e dodicesimo Teoboa, seguito dal tredicesimo che è Scabo, che conclude questa griglia per la bronzo 2. Mentre tra poco si inizierà questa gara, come vediamo davanti a tutti i piloti ci sta la safety car che comprende comunque un altro kart
del circuito dell'Afficart, che fa proprio la safety. Adesso lo vedremo rientrare per l'inizio di questa gara bronzo 2 con 18 giri. Ecco qua quindi la partenza che avviene subito con il tentativo di sorpasso, e andiamo on board con Robilol, mentre darei spazio a Daniele per raccontare un po' riguardo a un car speciale all'interno del circuito di Afficart. Sì, intanto tutto quello che vi può interessare, ma la cosa a cui tengo particolarmente è quella di dirvi che c'è la possibilità per persone che hanno qualche disabilità di avere un kart con i comandi al volante, scusatemi. Ed è molto interessante questa cosa perché permette, intanto abbiamo visto un sorpasso se non, se non ho Sono i visto primi e male. secondo, Sì. sono Rise e Brian in lotta e li abbiamo visti che erano veramente fianco a fianco, mentre Alfred 58 è riuscito a passare, anche Gilbert di Aviate, Mela che ha perso un sacco di posizioni probabilmente nella parte outdoor, ha subito un incidente, ha perso tante posizioni, Mela ha perso posizione anche Mambro, mentre qua siamo su Roby LOL, quindi Rise e Brian in lotta, un free wide, eccola qua la curva in salita con l'onboard, bellissimo. Vediamo se c'è il tentativo di Roby LOL su Brian o Rise. No, non arriva. Però attenzione a Brian e Rise vicinissimi fianco a fianco per questa chiocciola che poi porta alla discesa. Questo destra, sinistra, destra in discesa. Sono veramente attaccatissimi là davanti e lo vediamo tutto dalla visuale di Roby LOL che è lì dietro con Rice che è riuscito a mantenere in qualche modo la posizione su Brian, che è super aggressivo e sta provando in tutti i modi a passare il primo in classifica, mentre Teobo e Mela passano i piloti dietro, cioè davanti a loro, e vediamo chi hanno passato. Via Viator che perde posizione, Mambro 91 che è riuscito a passare il 13esimo, che è Scabo. Quindi tanti cambi di posizione nelle retrovie, mentre là davanti stanno facendo vedere una grandissima lotta, ma per ora nessun cambio di posizione. Eccoli ancora, guarda sti due, mamma mia. Guardali, che spettacolo, guarda che scodata in uscita di curva, anzi in entrata a curva. Ma poi che incroci di traiettoria, stanno facendo delle cose incredibili per un Spettacolo, karting. è uno spettacolo e come detto queste curve così ampie permettono di fare tanti incroci e anche nei rettilini si può volendo passare se si ha molta velocità in più. Esatto, bisogna sicuramente uscire meglio rispetto agli avversari, mentre Mela è riuscito a passare Teoboa, quindi Mela per ora ha una partenza molto buona la sua. E adesso Rise e Brian sono ancora molto vicini e i due stanno facendo vedere una lotta incredibile fino ad adesso. Guardali ancora. Fantastico, bello. Questa curva in salita mi piace tanto e credo sia anche abbastanza difficile stringere i denti. Intanto c'è stato il sorpasso da parte di Brian su Sì, Rise. l'abbiamo visto, ha passato praticamente appena passata la linea del traguardo. Sono ancora vicinissimi i due, con Brian che vedremo se riuscirà a staccare nei confronti di Rise o se Rise riuscirà a fare la lotta come gliel'ha fatta fino adesso Brian. Diciamo che la situazione è abbastanza difficile da capire dopo 3-4 giri che sono passati, lo capiremo effettivamente tra un po', mentre li vediamo adesso nella parte sopraelevata ancora molto vicini, con Brian che sta cercando di scappare, e vedremo se riuscirà a passare Rise oppure se verrà poi preso da Roby LOL che lì dietro sta cercando in tutti i modi di raggiungere i due là davanti. Vedremo comunque adesso un po' dilatati i distacchi tra i piloti, ma vediamo se ci sono ancora lotte, sembra di no. Comunque eccoli, i due piloti sono vicinissimi, si sono avvicinati molto nelle ultime curve. Si torna on board con Roby LOL che non sembra riuscire ad avvicinarsi nei confronti dei due piloti là davanti, ma dietro ha sicuramente la pressione di Bullet che era molto vicina, e bisognerà vedere se riuscirà in qualche modo a difendersi da parte del quarto classificato, mentre là davanti ancora sono molto vicini e sono già arrivati anche a un doppiato, quindi sicuramente la situazione si farà molto interessante per loro due. E vedremo chi riuscirà a passare. Siamo di nuovo qua outdoor. Comincia a scendere la notte. Sì, comincia a scendere la notte. Qua Rise ha perso un po' di tempo in più rispetto a Brian nei confronti del doppiato, che non ha favorito sicuramente il passaggio
nella zona antecedente. Ci può assolutamente stare, perché comunque non ho visto bandiere blu sventolate fino a questo momento, cioè almeno fino al momento in cui l'ha lasciato passare, mentre Mambro 91 nelle retrovie è riuscito a passare The Aviator, e nella parte sopraelevata abbiamo visto il tentativo di sorpasso. Un pilota, mentre lì ho visto per un momento un pilota che era finito contro le barriere, in qualche modo è riuscito a salvarsi. Sì, ha scodato tantissimo in Eccolo, quell'uscita. eccolo Di qua quello il intanto l'incrocio. tentativo. Tentativo di incrocio da parte di Riesce, Bullet. riesce. Sì, è riuscito, è riuscito. Forse sai cosa? Era il doppiato, forse, Perché ti dico, dalla classifica Bullet l'ha passato, ma non era Roby LOL, perché Roby LOL è la più avanti. Quindi secondo me era il doppiato questo. Comunque un bel incrocio. Vediamo al prossimo giro all'aggiornamento della classifica. Comunque è stato un Assolutamente. bellissimo sorpasso, esatto. E non sembrava nemmeno fosse doppiato, eravamo talmente presi. Sì, ormai. Mm. Mentre adesso dovrebbe essere Brian che va a tagliare il traguardo, e Brian sta Sì. facendo il ritmo, stava dimostrando comunque che si meritava di stare là davanti nei confronti di Riser. Roby LOL un po' in difficoltà nei confronti di Riser a recuperare, ma comunque sta mantenendo un buon ritmo e piano piano forse potrebbe riuscire a recuperarlo. Vedremo se sarà così con Bullet, che effettivamente, come avevo detto, ha passato il doppiato e quindi rimane in quarta posizione, con Fabi 86 in quinta posizione. Questa è la top 5, mentre nelle retrovie per ora, almeno fino alla top 10, posizioni invariate. Siamo quasi arrivati a metà gara e nemmeno ce ne siamo accorti. Ecco, adesso arriviamo a metà gara con Brian che è riuscito a passare. E una gara molto interessante fino ad adesso, e comunque un circuito che sicuramente passa anche abbastanza velocemente ai piloti, perché comunque tira in 45 secondi all'incirca, e non uno dei circuiti più corti a livello indoor, perché normalmente si parla di 20-30 secondi, quindi comunque 45 secondi come giro è assolutamente tanto per un kart indoor. Ok che è una piccola parte outdoor, ma poi questa piccola parte aggiungerà 5 secondi, penso almeno, è la mia opinione, poi non lo so. Con Mela che è riuscito a passare due piloti, Alfred 58 e Gilbert, per la settima posizione, quindi bravissimo Mela che fino ad adesso sta facendo veramente una gara pazzesca. E occhio, perché se non vado errato... No, forse no. Mi sembrava che Roby Lola avesse perso la posizione su Bullet, ma non dovrebbe essere così. Adesso poi vedremo effettivamente. Comunque, per ora Daniele stiamo vedendo veramente una gara bellissima. Sì, sì, molto molto bella, comunque sempre, sempre attiva, sempre con qualche sorpasso qua e là, mai un momento di noia. Infatti, guarda che incrocio. Assolutamente un incrocio fantastico con Alfred 58 che è riuscito a passare Mela nel mentre, e qui nella curva in salita è complicato fare un sorpasso, e complimenti per il gran sorpasso eseguito in una curva che comunque non permette grandi traiettorie alternative, sicuramente favorito da un leggero errore dell'avversario, ma comunque portarla a termine ci vuole un bel po' di fegato e un bel po' di esperienze, e anche un po' di, come si può dire, un po' di sana aggressività. E anche sangue freddo, perché nel caso dovesse andare male qualcosa, devi saper gestire la situazione. Esatto, esatto. Cappe adesso che è seguito da Alfa 58, e Cappe dovrà stare attento perché è molto in confronti, c'è Alfa che è molto vicino nei confronti di Cappe, quindi Cappe dovrà proteggere in tutti i modi la posizione, mentre siamo su Roby Lola ancora che ha perso terreno nei confronti di Rise, quindi la vedo veramente tosta per lui ad arrivare in seconda posizione. Poi è sempre successo di tutto nelle gare degli amici del cartellinato, quindi nel caso se succede qualcosa a Rise non mi prendo la responsabilità di quello. Vediamo cosa succederà, però in queste gare finché non è finito, finché non si arriva all'ultimo giro, tutto può succedere. In generale lo abbiamo imparato un po' nei nostri commenti, in tutti i nostri commenti. Assolutamente, soprattutto nelle gare online, perché praticamente facciamo comunque le gare su Italia Racing Team, però anche con gli amici del Kart Veneto mi ricordo una
Una Un po' di mega buffate le gufata. abbiamo tirate. Una mega gufata nella gara dell'anno scorso. Devo ricordarmi il circuito, però me la ricordo perché era stata veramente inaspettata, ma bellissima allo stesso tempo. Almeno per me, per il pilota sicuramente un po' di meno. Per me era stata bellissima. E non oso immaginare il pilota mentre riguardava la sua gara commentata da noi. No, no, sicuramente. Probabilmente, essendo oltretutto Veneto, diciamo Mm. che il calendario 2020, 21 e 22 probabilmente si li ha fatti tutti Ma è quanti. anche il 23. Comunque, io già sto ancora aspettando una denuncia per, per la Per situazione che bufaggio. effettivamente. Sì, 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 per la Bufaggio. situazione che è avvenuta per colpa dei commentatori. Quindi la sto ancora aspettando, vedremo se arriverà. Speriamo di no. Spero proprio di no, ma mai dire mai, tutto può succedere. Mentre siamo arrivati al 14° giro su 18, quindi veramente manca pochissimo alla fine di questa gara, solo 4 giri. E per ora posizioni invariate, sempre nella top 5. Vediamo lì dietro invece che si stanno battagliando ancora in maniera molto aggressiva, molto maschia, mettiamola così. Comunque in un periodo in cui si tende all'inchiostà potrebbe offendersi qualcuno. Ovviamente sto ironizzando. Ironizziamo un Comunque po' su tutto. Ma sì, assolutamente, anche perché comunque all'interno degli amici del kart di Veneto abbiamo visto tante pilotesse, possiamo definire così per il semplice motivo che non saprei come definirle in modo femminile, di guidatrice, suona un po' meglio forse. piloti, va bene Piloti. piloti. Va bene, piloti, lo mettiamo maschile inclusivo. Quindi alla fine occhio qui a Roby Loll che sta passando un doppiato, quel doppiato che fa anche segno con la manina di passare a sinistra e gli permette il sorpasso in maniera così. No, semplicemente che comunque pilotessa non suona troppo bene poi ai miei occhi, eh, perché comunque alla Alle tue fine orecchie più che ai tuoi occhi. alle mie orecchie più che agli occhi, sicuramente. Questa era una battuta molto molto interessante. Comunque, Ma passiamo comunque, avanti. passiamo avanti. Comunque, diciamo che pilotessa alla fine è il modo giusto per definirle. Poi, comunque, guidatrici va anche bene così. Allora, o anche piloti, via, come hai detto tu. Beh. Ma sì, Chiudiamo, facciamocelo dire nei commenti, dai. Facciamocelo dire nei commenti, scegliete voi comunque nei commenti come volete chiamare una ragazza che guida un kart. Anche kartista potrebbe andare bene. Va bene qualsiasi cosa, alla fine penso che non ci siano problemi nel definire una persona che guida i kart indifferentemente dal sesso come kartista. Penso Io che la sia. lancerei lì, la butterei lì e poi chiudiamo il discorso Esatto. con... La definirei eroina. Nel Mamma senso mia, che... questa era brutta, questa era molto brutta e non voglio. No, nel No, no, senso no. che ha il coraggio di comunque confrontarsi in una categoria che attualmente è ancora prettamente maschile, quindi Ah, io più che coraggio alla fine la definirei più passione. Alla fine se hai una passione per vero, vero. qualcosa, cioè ti devi mettere lì in gioco e indifferentemente dal sesso. Sì, sicuramente è un ambiente che vede più gente del sesso uomo rispetto al sesso donna all'interno, ma per una semplice questione, come si vede proprio generale, che generalmente il genitore tende a portare il figlio al cartodromo rispetto che la figlia al cartodromo. Però alla fine E questo non va bene. questo non va bene assolutamente, però che tu sia uomo o donna alla fine non deve esserci del coraggio, semplicemente pura passione, secondo me. Esatto, e se posso dire un'altra cosa... intanto, Sì, forse è un un kart fermo? problema. No, forse fa passare i piloti, non lo so. Comunque Brian è arrivato primo alla fine della gara con secondo Rise, terzo Roby Loll, quarto Fabi, cioè quarto Bullet, quinto Fabi, sesto Cappe, settimo Alfre, ottavo Mela, nono Gilbert, decimo Mambro, undicesimo The Aviator, dodicesimo Teo Boa e tredicesimo Davo alla fine della gara. Queste le posizioni dovrebbero rimanere invariate, poi vedremo effettivamente nella classifica finale. Ecco, arriva l'avviso che era batteria bronzo 2. Ok, ci siamo trasformati in quasi dei Siamo... filosofi nella parte finale di Sì, gara. sì, ci siamo un po' dilungati, ma non vedendo sorpassi, forse è andata meglio così. Ma è giusto anche comunque chiacchierarsela e penso che anche
telespettatori apprezzino sotto un certo aspetto, anche chiacchierarsela sotto comunque in certi momenti di gara in cui magari le lotte mancano un po'. Diciamo che comunque i piloti generalmente non ci fanno mai mancare l'adrenalina, e poi ci può stare la prima gara del campionato, ci può stare che i piloti siano un attimo arrugginiti, quindi può starci assolutamente che sia un attimo più difficile vedere delle determinate situazioni di gara. Mentre Brian va a casa la gara, complimenti perché ha dimostrato dopo il sorpasso su Rice veramente una velocità incredibile. Infatti guarda, 44-118 ha dato 7 decimi praticamente a Rice in seconda posizione con 44-866, terzo Roby Loll, quarto Bullet, quinto Fababi 86 che chiude la top 5, seguito da K8 in sesta, settima Alfred 58, ottavo Mela che ha fatto una gran gara, nono Gilbert, decimo Mambro 91, undicesimo Deviator, dodicesimo Teoboa e tredicesimo Scabo a chiudere la classifica. A questo punto, Daniele, direi che possiamo prenderci nuovamente un attimo di pausa dopo questa seconda gara di questo fantastico ritorno del campionato degli amici del Kart di Veneto per il sesto campionato. E a questo punto salutare un attimo la tifoseria, i telespettatori, perché poi ci rivediamo tra pochissimo per la gara. Vediamo se la sai. Bronzo 1. La sa, ormai è imparato, ragazza. Ormai Ormai è andiamo sul imparato. sicuro. Esatto. A questo punto un attimo vi facciamo i nostri saluti e ci vediamo tra pochissimo per la batteria bronzo 1. A tra poco. Tornati per la batteria bronzo 1 che partirà tra pochissimo con Pips 93 in prima posizione, seguito da Blue Raptor in seconda, terzo Mionida 93 seguito da Panawan in quarta posizione, quinto Pablo 95 seguito da Fox 89 e chiuderà la top 8 Gasoline in settima e Berti in ottava. Gasoline che costa un po' in questo momento, con Giallo 44 in nona, decima RT Kart, undicesima Ale 96 e dodicesima Cobra. Vediamo se ci sarà qualcuno dietro di loro. Sì, tredicesimo per Bembe, e quindi andrà a chiudere la classifica, mentre si parte con Pips che ha fatto un leggero drift in partenza e Blue Raptor che poteva tentare sicuramente il sorpasso, ma non prima della griglia di partenza, perché comunque bisogna almeno andare dopo la griglia di partenza, dopo la linea, per tentare il sorpasso. Mentre qua subito il sorpasso, almeno il tentato sorpasso di Blue Raptor nei confronti di Pips non riesce di pochissimo a portarlo a termine. E occhio anche perché Meonida è lì vicino per tentare il sorpasso. Vediamo se la regia ci fa vedere il tentato possibile sorpasso di Panavuan. Vediamo se ce l'ha fatta. No, è dietro Panavuan anche di pochissimo, non è riuscito a fare il sorpasso, quindi è davvero un peccato. Comunque potevi sceglierti un nome un po' più semplice, Panavuan, perché veramente è un nome complicatissimo, più complicato non potevi sceglierti. Con Meonida che alla fine ha passato Blue Raptor, quindi Meonida che è riuscito a prendere la seconda posizione, con Berti che è riuscito a prendere la posizione su Gasoline, come vogliamo definirlo, se è più all'inglese o più all'italiana. Mentre occhio a Pablo 95 che sta provando su Panavuan il sorpasso, e nel mentre lascio anche un po' la parola a Daniele che se non si sente, mentre qua una grande spinnata, penso su Cobra che è riuscito a passare alla 96, penso, poi non lo so, vedremo se sarà così. Mentre attenzione, forse il sorpasso di Blue Raptor nei confronti di Meonida è avvenuto, vedremo la classifica come va a cambiare. Mentre davvero questa volta lascio la parola a Daniele perché gli ho rubato praticamente 2 giri di gara. Beh, sei tu il commentatore, io sono solo la seconda voce che ti tiene, ti dà qualche spunto di riflessione come prima, no? Assolutamente. Anzi, in realtà prima hai fatto tutto da solo, quindi io non sono neanche servito. Eccolo, un altro spin. Quasi, lì la salvata. Quasi spin. Comunque è proprio Cobra che ha girato alle 96, mentre Giallo 44 ha passato Gasoline, mentre in realtà era Meonida che si è difeso nei confronti di Blue Raptor. Quindi bravo Meonida che è riuscito in qualche modo a difendere la seconda posizione. E per ora comunque una gara sicuramente a livello di sorpassi, a livello di lotte molto interessante. Stiamo vedendo anche là dietro i primi 4 sono molto vicini, e poi anche sesto, settimo, ottavo e sono lì attaccatissimi, con Berti che è riuscito a passare Pozzo 89. Mamma mia che garetta che stiamo vedendo. Anzi, in realtà il primo è scappato. Sono quarto dal secondo al quinto e dal sesto al nono in lotta, quindi bella lotta stiamo vedendo.
per queste posizioni, perché come abbiamo visto è Pips che è scappato subito velocissimo, mentre lì dietro stanno facendo una fantastica lotta. Guarda qua, Pips comunque quanto sta andando velocissimo. Sta andando molto forte, comunque qui anche c'è tanta lotta. Sì, a 2 Sì. sono in lotta. Sì, sono dal secondo al quinto e dal sesto al nono in lotta, molto molto vicini qui. Occhio a Panavuan che ha fatto una traiettoria leggermente larga, potrebbe favorire Pablo Incrocio, 95. incrocio, quasi. Quasi l'incrocio lì dietro tra Gianlu 44 e Gasoline. Per poco non riesce a portare a termine il sorpasso, però veramente stiamo vedendo una lotta molto interessante. Vediamo. In realtà non una lotta, perché stiamo vedendo più lotte interessanti. Vedremo se ci sarà il sorpasso, visto forse Blue Raptor che è riuscito a passare Meonida. Vediamo adesso se ci porta a vedere qua la situazione. Forse è avvenuto il sorpasso, forse è venuto il sorpasso. Adesso vedremo se effettivamente sarà così, mentre Panabuan può tentare il sorpasso per la terza posizione perché è vicinissimo. Infatti è proprio così con Blue Raptor che è riuscito a passare Neoni da 93 per la seconda posizione, mentre Pips ringrazia di questa situazione in continua evoluzione dietro perché può riuscire a scappare quando gli altri escono nella parte esterna. Lui è già rientrato, occhio qua all'attacco di Pablo 95 su Panavuan. Forse è avvenuto il sorpasso, io l'ho visto davanti, vediamo se è così. Tenta l'incrocio di traiettoria, lotta tra la quarta e la settima posizione con Panavuan che è riuscito a difendersi in qualche modo in salita alla curva, e forse Pablo che ha perso la posizione su Berti. Vediamo se è proprio così. Spettacolo. Mamma Ancora mia, lì un altro sorpasso lì sopra sul piano superiore. mamma mia, Cioè, cosa stiamo forse vedendo? 2. Cosa stiamo vedendo con Panavuan che sta facendo Che una difesa spettacolo. incredibile. Che spettacolo. Incrocio all'ultima curva con Pablo che che effettivamente ha perso la posizione su Berti, come abbiamo detto, e Gasline che ha fatto il sorpasso nella sopraelevata nei confronti di Giallo 44. Mamma mia, cosa stiamo vedendo in questi primi giri di questa Bronzo 1? Davvero uno spettacolo. Questi giri, questi 2 giri fantastici. Oltretutto molto corretti tutti i piloti. E sto notando che ci sono più difficoltà nel fare l'ultima curva rispetto alle altre batterie. Sì, Sarà anche dovuto al fatto che i piloti cercano di spingere sempre di più per trovare il limite e quindi questo li porta a commettere un errore. Comunque, no, il la piccolo taglio regia. della regia. La regia ci ha tagliato mentre stavamo vedendo una situazione molto interessante là dietro. Io penso sia più, mentre Reticart è riuscito a passare un pilota, vediamo chi è riuscito a passare appena arriverà in classifica. Comunque penso sia più in realtà una... ha passato già lo 44. Sia più una discesa delle temperature, perché comunque come abbiamo visto adesso fuori è notte. Anche, E di anche. norma, lasciando comunque aperto il cartodromo, le temperature si diventano più basse e sul cemento le temperature si sentono ancora di più rispetto all'asfalto. Quindi secondo me è proprio le temperature che rendono il tutto più difficile. Poi c'è da È vero, è dirlo, vero. l'angolo dell'ultima curva, parlando a livello di ingegneristico tutto, è pessimo, però è quello che rende il tutto più interessante sicuramente per i piloti, perché È una come... curva a 180 gradi che comunque dopo apre, quindi Sì, devi calcolare bene la traiettoria anche perché poi l'ingresso è stretta. sì, esatto. Oltretutto, e hai ragione, era una variabile che non avevo considerato la temperatura. Bravissimo Tommaso. Grazie, grazie, cioè, sei gentilissimo. No, comunque diciamo che la parte principale di questa curva, di quest'ultima curva, è che l'ingresso è veramente stretto e tende ad allargare, quindi è difficile capire come affrontarla nel migliore dei modi, ed è proprio quello che devono cercare i piloti di fare in questo momento, perché non è per niente semplice capire come andare a chiudere la curva nel migliore dei modi, nel modo più efficiente possibile. Esatto, molto molto complicato rispetto, più complicata rispetto alle altre comunque. Assolutamente, assolutamente. Mentre adesso siamo quasi, anzi siamo arrivati a metà gara, con le posizioni che in questo giro sembrano essere rimaste invariate, con Pips che sta facendo veramente la scuola agli avversari e che dire, sta veramente facendo un lavoro assurdo.
93 che adesso cerca in qualche modo Blue Raptor di seguirlo, ma non è per niente semplice e vedremo se riuscirà a prendere la posizione. Blue Raptor entro la fine della gara, ma da quello che stiamo vedendo da parte di perché è partito non nel migliore dei modi, ma poi è riuscito subito a scappare e adesso è veramente complicato il tentativo di sorpassare anche il solo avvicinarsi nei confronti di Pips, che ha un ritmo fino adesso forsennato. Mi cade quasi il microfono, però siamo riusciti a tenerlo in vita. Ma questi sono dettagli. Eh sì, perché sicuramente i spettatori non lo sanno, ma ho comprato un nuovo microfono proprio sia apposta per gli amici del Kart Veneto, ma anche per gli altri campionati che devo commentare, quindi comunque è un acquisto ponderato e sicuramente spero che vi piaccia la qualità di voce che si sente da parte del microfono, almeno Mi spero. raccomando, prossimi appuntamenti a ASMR con Tommaso Maffei. Assolutamente, no, non farmelo fare, anzi non lo voglio fare direttamente io, quindi a posto. Comunque per ora una gara che si è dimostrata molto interessante a livello di lotte. Stiamo vedendo che tra la quarta e l'ottava posizione sono ancora molto vicini. Panavuan dovrà stare molto attento ai possibili avversari dietro di lui, perché sono molto vicini. Berti, Pablo 95 e Forza 89 che stanno lì dalla quarta alla settima posizione. Dovrà sicuramente stare molto attento. Panavuan che ha dimostrato una gran difesa fino ad adesso, però sarà difficile tenere dietro i piloti se vanno leggermente più veloci rispetto a te. Vedremo se riuscirà in qualche modo a difendersi con la Ficart, circuito che sicuramente favorisce la difesa, ma ha comunque delle zone abbastanza larghe per tentare il sorpasso, in maniera più facile rispetto ad altri kartodromi indoor. Vedremo come andrà a finire alla fine questa gara. Esatto, quando siamo a 13 giri su 18, quindi questa gara che come Bronze 2 vede 18 giri, mentre Berti ha passato Panavuan, guarda, proprio appena elogiavo la difesa di Panavuan, subito stroncato in quarta posizione passa Berti e quinto passa Panavuan. E vedremo a questo punto se effettivamente Panavuan perderà anche la posizione nei confronti di Pablo, perché cioè, a questo punto la situazione è diventata drastica per Panavuan. Si aspetta di tutto. Ormai in realtà forse l'ha ripassato, forse l'ha ripassato, perché mi sembra che comunque sia davanti nei confronti di Panavuan nei confronti dell'avversario. Vedremo se sarà così. Qui all'ultima curva eseguita molto bene. E sì, Panavuan ha ripassato, anzi Berti che ha perso 2 posizioni, con Panavuan che passa insieme a Pablo 95. Probabilmente un sorpasso è venuto nella zona esterna, perché comunque è una zona molto stretta in cui un piccolo errore può sicuramente rovinare la situazione per un pilota, perché se si finisce attaccati alla barriera poi è difficile staccarsi. Vedremo effettivamente se è stato così, mentre si va adesso sulla parte esterna con gli ultimi piloti che stanno passando in questo momento, mentre Pips 93 passa ancora una volta sulla griglia del traguardo ed è ancora davanti a tutto abbastanza tranquillamente. Guida questa gara con Blue Raptor a seguire e poi terzo Meonida 93 con Pablo 95 che passa Berti e Panavuan. Quindi questo sorpasso che è avvenuto in realtà probabilmente nella zona sopraelevata e non nella parte esterna come pensavo io precedentemente potrebbe essere successo, mentre qua Panavuan ha subito una distruzione della sua colonna vertebrale con un contatto con l'avversario davanti a sé, quindi Berti, mamma mia, ho visto la colonna vertebrale di Panavuan non nelle migliori delle condizioni dopo quel leggero contatto, che sembrava leggero, però comunque arrivano a delle velocità comunque interessanti. Si parla comunque di 40-50 km/h, che di norma non si corre a 40-50 km/h nel corpo umano, non ti permette queste cose. Diciamo che su un kart comunque con le velocità 40-50 all'ora sei al limite del eh, romperti le ossa. c'è il limite di romperti le ossa.
romperti Con qualcosa per il Pablo resto. 95 che perde quindi 3 posizioni nei confronti di Berti, Panabuon, Forza 89, sta succedendo di tutto. La regia non riesce a cogliere questi momenti probabilmente perché sono proprio nelle zone in cui non si vedono questi sorpassi a questo punto, presumo, perché comunque non riusciamo mai a vederli questi sorpassi, cambiano le posizioni, ma siamo sempre lì che non riusciamo a capire come cambia le posizioni perché non vediamo le immagini. Panabuon che è ripassato quarto nel mentre. Però non so com'è successo. E qui Quindi la situazione cambia. quella situazione cambia. Cioè, io Oltretutto manca veramente. un giro. Ok, c'è un pilota che ha fatto passare. Sì. Manca un giro e vedremo perché a questo punto non sappiamo neanche noi No, effettivamente infatti. cosa sta succedendo. No, infatti succede di tutto. Io ormai mi chiedo come Panawan è passato da quarto a sesto, da quarto di nuovo a sesto di nuovo a quarto di nuovo. Cioè, come è successo tutto questo? Non lo sappiamo. Scopriremo solo dopo la pubblicità. Ah Lo no. scopriremo solo. No, non c'è pubblicità. Ah Forse. no? A meno che Marco non inventi la pubblicità, potrebbe essere. Un nuovo spot, pubblicità. Super spot, come facciamo in MotoGP, super spot. Con la vecchia sigla, bellissima. Oppure spot and go come si fa in Formula 1. Lo stop and go, o spot and go come trovi su. Comunque, Pips 93 vince la gara con Blue Raptor in secondo, scusate. Terza Meonida, quarta Panabuan che alla fine riesce a prendersi la medaglia di legno con Berti in quinta posizione, sesto Foz 89, settimo Palva 95, ottavo Gasoline. Dal quarto al settimo ci hanno fatto divertire un casino per le lotte incredibili che hanno dimostrato. Poi nono RT Kart, decimo Giallo 44, undicesimo Cobra, dodicesimo alle 96 e tredicesimo Bembe. Qui va a concludersi la gara. Questa batteria bronzo 1, tra poco dovrebbe arrivare fuori la grafichina dedicata riguardo alla fine di questa gara. Eccola qua che arriva proprio. Fanno divertimento per divertirsi, fare Io fare non lo comunque. consiglio in questo periodo comunque. Ah sì, Di fare il giro per la in più. benzina, per la benzina. Esatto. Sicuramente per il cartodromo non è contento, i piloti sicuramente un po' di più, tanto alla fine hanno già speso i soldi che dovevano spendere, quindi può andare assolutamente bene sotto Ma credo anche che quell'aspetto. i cartodromi si siano attrezzati con un rifornimento, si spera, e non con le taniche. Lo speriamo per i cartodromi, mentre vince la gara Pips 93 con anche il giro veloce in 44,904, secondo Blue Raptor che è arrivato seconda posizione, 45,304 decimi nei confronti di Pips, terzo Meonida 93 seguito da Panabuan in quarta, che ha fatto una gara su e giù incredibile, veramente cambio di posizione, con quinto a posizione per Berti, sesto Foz 89, anche Pablo che si è pronto con il gruppo della quarta a settima posizione, una gara fantastica, ottava Gasoline, nono RT Kart, decimo Giallo 44, undicesimo Cobra, dodicesimo Ale 96 e tredicesimo Bembe. A questo punto, Daniele, io direi che possiamo chiudere qua questa griglia bronzo 3 e prepararci poi per la prima delle gare Silver, che sarà la gara Silver 2. Esatto. E quindi eccoci tornati per gara Silver 2 con Zack in prima posizione, seguito da Andri in seconda. Terzo abbiamo Joppy con Nico MVB 93, quarto abbiamo visto una mano anche nell'inquadratura, poi abbiamo Luca quinto e sesto Toffa, settimo Bulldog e ottavo Emil Thomas che conclude la top 8, nono Rocket, decimo Zan e abbiamo undicesimo e l'ultimo pilota per questa Silver 2 Dade. Quindi 11 piloti, 2 piloti in meno rispetto alla Bronzo 1. Aspettiamoci una gara comunque molto interessante anche questo qua della Silver 2. E Daniele, vediamo cosa riusciranno a fare i piloti in questo fantastico circuito di Affi. Esatto, sono comunque meno giri se non ricordo male rispetto alla Sì, un giro in alle meno. gare bronzo. Un giro in meno rispetto alla Bronzo 1 e 2, perché Bronzo 3 aveva gli stessi giri. Esatto. Mentre Quindi è partita la gara, vediamo subito che Zack si allontana e abbiamo visto una partenza un po' più, come si può dire, distanziata rispetto alle Bronzo, mentre lì dietro abbiamo visto per un attimo un incidentone incredibile.
contatto assurdo e attenzione qua al possibile sorpasso con incrocio di traiettoria in salita. Mamma mia, che bello. Che bella manovra. Vai pure, Daniele. No, nulla, abbiamo detto tutto nelle gare precedenti, vediamo se qualcos'altro mi verrà in mente e lo dirò. Comunque, guarda lì, quei 4 che ho visto, che non so chi sono, non sono riuscito a inquadrare Sì, sì, chi sono dalla quarta alla fossero. settima posizione, se non vado errato. Sono Sì, Luca, Nico MVB, Toffa e Bulldog. si stavano dando delle battaglie, delle bastonate assurde, in pista ovviamente. Sì, È fantastico. anche perché abbiamo visto proprio qua nella parte esterna, abbiamo visto prima un contattone incredibile, penso proprio tra i piloti della zona quarto, quinto, sesto e settimo posto, quindi davvero stanno facendo una bellissima lotta, però come dicevo rispetto alle batterie bronzo abbiamo visto una partenza lanciata un po' più tranquilla. Infatti Zack ne ha subito approfittato, è scappato via facilmente ad Andre. Adesso vedremo se Andre riuscirà a recuperare qualcosina nei confronti dell'avversario che attualmente è il leader della corsa, ma in questo momento sembra avere il ritmo in più rispetto all'avversario, mentre adesso vediamo che un pilota probabilmente o si è ritirato o ha subito un incidente. Toffa perde tantissime posizioni e attualmente è ultimo in questa batteria, Silver 2. E ultimo peccato per lui, vediamo se riuscirà a recuperare, se non si è ritirato, ma sembra di no. No, sembra assolutamente di no, è solo nemmeno troppo arretrato perché si trova appena dietro il decimo in classifica, mentre la situazione per la quarta, anzi per la terza posizione potrebbe diventare interessante con Luca che si sta avvicinando in maniera repentina nei confronti dell'avversario davanti a lui, mentre Zack veramente sembra essere scappato e non essere prendibile, mentre attenzione qua dietro che c'è una bella lotta per la settima, ottava e nona posizione, quindi il gruppo che si è spostato un po' più nelle retrovie, ma ci può assolutamente stare, mentre torniamo davanti con Zack che ha praticamente 3-4 curve di distacco nei confronti di Andri e Luca che può provare sicuramente l'attacco qui all'interno, ci prova un Uh, contatto che perso tanta sicuramente, velocità lì. eh sì, è un contatto in salita, non gli è andata troppo bene perché ha perso tantissima velocità e adesso dovrà cercare in qualche modo di recuperare nei confronti dell'avversario, però già sembra essersi avvicinato. Bisognerà tenere d'occhio anche nelle retrovie perché sono molto molto vicini. Occhio a Luca all'interno di curva 1, ci ha provato ma non è riuscito a portare a termine il sorpasso, almeno per ora. Vediamo poi se la regia ci passerà all'esterno, no, ci passa direttamente alla curva inserita, vediamo come si evolve la situazione con Hendry che segue sempre con le 2-3 curve di distacco, ma adesso ha distaccato anche gli avversari e Luca è riuscito a passare Jopi per la terza posizione, probabilmente proprio nella sezione esterna che non abbiamo visionato. Quindi per Esatto. ora gara molto interessante e i sorpassi che fino a questo momento non sono mancati. Diciamo che è un po' presto per dire che la lotta per la leadership è chiusa, ma Zack sta facendo quello che deve fare in questo momento. Andare il giusto, né troppo veloce né troppo lento, mantenendo un ritmo comunque costante. Passo. Sì, sì, e Luca, che abbiamo visto, che non abbiamo visto prima, perché comunque c'è stato il cambio di posizione, ma non abbiamo visto l'effettivo sorpasso. Mentre occhio Intanto è scesa la qua, notte. occhio E chiede qua, scusa comunque. sì, che era moderato Nico MVB che ha provato su Jopi, nel mentre che Jopi chiedeva scusa del contatto. Nico MVB che chiedeva scusa a Jopi per il contatto è venuto sorpassato dal pilota in sesta posizione. Gli è davanti. Adesso vediamo Vediamo subito come appena si aggiornerà la classifica. Luca rimane in terza posizione, ma lì dietro tra la quarta e la quinta, alla fine Jopi è riuscito a riprendere la posizione anche Nico MVB nei confronti di TikTok. Nelle retrovie invece Dade riesce a passare Zan per la nona posizione. Toffa è subito lì dietro che ha perso tante posizioni ma può recuperare, mentre Zack veramente sta facendo un ritmo incredibile nei confronti degli avversari. Quando sono passati 6 giri sui 17 di gara e la situazione sicuramente può diventare molto interessante per Zack. Vediamo se riuscirà, anzi, quanti piloti riuscirà a doppiare.
questo punto, perché è una sfida personale alla fine, quella Sì, del esatto. vai, vai, vai. Mancano alla fine 10 giri ancora, quindi c'è tanto da recuperare per poter fare un doppiaggio. E intanto Bulldog che perde, anzi guadagna insieme a Nico 2 posizioni su Giopa, Topi. su Giopi, Da oggi è e Giopa. Zanna che passa Dade. Da oggi è Giopa, quindi ci scusiamo Giopi per la pronuncia sbagliata, ma Daniele non è un esperto della lingua italiana, lui è un No, no, proprio zero. no, è inglese madrelingua. Comunque Per fare una Zack. battuta, ma me la tengo per me. No, no, teniamola da parte, la battuta sugli inglesi arriverà poi più tardi. Quando Vediamo, vediamo. perdono anche... Ah, no, Sì, sì, ma al prossimo mondiale. quando perderanno qualcos'altro. Magari vincono, però l'importante Anzi, è il prossimo che... europeo. Ah sì, perché al mondiale forse non ci arriviamo nemmeno noi, quindi Esatto. sarebbe fantastico. Ma a parte il calcio, che sì, sport nazionale, ma noi il nostro sport nazionale è il motorsport, quindi continuiamo a parlare di questa fantastica gara di kart degli amici del kart di Veneto con Zack che veramente, guarda quanto ha staccato il secondo. Sta facendo, Tanto, tanto, tanto. sta Sta facendo un facendo ritmo. un'ottima gara, ma anche Henry, sicuramente l'ho sbagliato. No, no, è Dal giusto. nome. Ah, ok, perfetto. Anche Henry ha staccato molto e anche Luca, Luca. Luca In realtà è ha staccato. Luca! Luca! È Che è passato Luca! nella Quanto curva. te È amo. passato nella curva. Luca! Poi è anche abbastanza riconoscibile perché ha proprio la tuta giallo pulcino. Sì, esatto. C'è un pulcino che si aggira per la pista. Comunque, Luca, ti vogliamo bene. Infatti. Anzi, grazie per renderci più facile la possibilità di riconoscerti con una tuta sicuramente particolare rispetto agli altri piloti, mentre probabilmente o offeso o troppi elogi per lui è andato direttamente ad appoggiarsi sulla barriera. Penso comunque erano troppi elogi e a questo punto si è un attimo trovato in una situazione in cui non era abituato a trovarsi, quindi si è andato ad appoggiare leggermente sulla barriera senza accorgersi. Comunque, situazione che per la top 6 rimane invariata. Bel gioco di parole di Emil Thomas. Forse l'ho anche detto poi nella classifica, ma effettivamente non avevo notato il gioco di parole con Hamilton. Veramente un gioco di parole interessantissimo. Gli è Mentre andata male per l'anno scorso comunque. è andata sicuramente male, è per questo che si è chiamato Emil Thomas e non Hamilton. Proprio per un motivo di orgoglio personale, penso. Non saprei effettivamente per quale altro motivo. Comunque, lì dietro, occhio, tentativo di sorpasso che avviene. Rincrocio di traiettoria subito mentre si apprestano nelle ultime curve della sopraelevata e forse ce l'ha fatta a difendere la posizione. Vedremo se effettivamente sarà così. Per ora vediamo che i primi 7 sono invariati, dovrebbero essere per l'ottava, nona, decima posizione. Rocket è riuscito a difendersi nei confronti di Zan. Bella lotta che abbiamo visto lì per l'ottava posizione e alla fine, secondo me, la parte più bella del campionato degli amici del kart Veneto è che comunque, qualsiasi caso, non importa in che posizione ti trovi, l'importante è L'importante è lottare. divertirsi. L'importante è lottare e divertirsi assolutamente, un campionato amatoriale che comunque vede sempre di più crescere e accrescere la sua popolarità, con anche delle collaborazioni interessantissime, perché se non vado errato andranno a fare anche una gara a Messina, nel cartodromo di Messina per quanto riguarda una tappa del campionato italiano. Adesso vado ad informarmi in modo migliore, perché comunque mi ricordo che corrono a Messina, non mi ricordo per quel motivo, adesso vado a prendere le informazioni nel modo migliore possibile, dato che ogni tanto qualche gaff capita anche a noi commentatori. Esatto, intanto, anzi, molto spesso capitano i commentatori. Ah sì, E un grande talento sotto quell'aspetto, è un grande Gaff. commentatore secondo me al mondo, Mazzoli. Quelle sono gufate. Ok, sì, è la finale nazionale dell'RKC nel cartodromo di Messina. Ok, perfetto. Data 5 giugno, quindi sicuramente una trasferta molto interessante per i ragazzi degli amici del kart Veneto, mentre lì dietro ho visto un po' di lotta, forse possibili cambi di Guarda lì, posizione. guarda lì.
Sì, gli ultimi 4 stanno facendo scintille praticamente. Mentre appena dietro gli ultimi 4 c'è Zack, così che probabilmente andrà a rovinare un po' la festa, perché dovrà passarli in qualche modo comunque, dato che sono dei doppiati. Eccolo lì, guarda Zack lì dietro che dovrà passare i doppiati. Adesso dovrà comunque comprendere la situazione, che questi 4 piloti nelle retrovie stanno in facendo... gara, Esatto, sono comunque in gara, stanno facendo una grande lotta, quindi battaglia. deve un attimo aspettare un momento in cui può permettersi di passare in maniera agile e tranquilla, mentre qua, attenzione, vedevo di sorpasso, forse è proprio Zack che è passato in quel momento nei confronti di Toff. Vediamo se è effettivamente così, mentre qua altro sorpasso, sì, è proprio Zack, sì, è proprio Zack che ne ha passati già 2 su 4 in maniera aggressiva ma non troppo. E abbastanza bene, mentre ero rimasto a 7 giri, siamo già al 15°. Così è passato... È Vai, vai. passata in un attimo questa gara. Sì, E anzi, ero non è ancora convinto finita. fosse ancora al 12° giro, devo essere Il tempo vola quando ci si diverte. Immagina per assolutamente. loro. Loro si stanno divertendo tantissimo, anche se io personalmente l'ultima gara che ho fatto qualche settimana fa, diciamo che non l'ho vissuta molto bene, per il semplice motivo che avevo un leggero mal di schiena che non mi ha aiutato su quell'aspetto, e quindi facevo le curve e ogni curva era una tortura incredibile. In qualche modo poi ce l'ho fatta sopravvivere, e la seconda gara che ho fatto è anche andata bene, perché avevo scaldato finalmente la schiena e in qualche modo sono riuscito a sopravvivere, però la prima è stata bruttissima. Sei fatto anziano, Tommy. Purtroppo sì, devo dire che il mal di schiena sui kart mi colpisce più spesso di prima, quindi a 22 anni penso che dovrò chiudere la mia carriera da kartista. O meglio, non aprirla proprio. No, aperta è aperta, ho fatto anche delle gare interessanti, qualche vittoria, una vittoria autobiano. Vabbè, dai, ci sta, ci sta. Autobiano è il mio circuito di casa, e i ragazzi non corrono ad autobiano ma corrono in un altro circuito Tanto, molto... ultimo giro? Sì, Sia ultimo l'ultimo giro. giro? Dovrebbe essere finita la gara per Zack, se non vado errato, forse. Vediamo. In teoria sì. In teoria sì. Sì. Adesso comunque appena verrà fuori la grafichina vedremo se effettivamente è finita la gara C'è per Luca. loro. Sì, Luca mi sembrava abbastanza tranquillo dopo aver letto il sguardo. Adesso si va ad incontrare i piloti che stanno per andare a concludere la gara. Sì, Luca non la sta facendo in maniera veloce, ha finito la sua gara, mentre Zandade hanno passato Rocket all'ultimo giro, quindi grande sorpasso all'ultimo per Zanedade, che prende un'ottava in una posizione. Povero Rocket invece si ritrova in 10ª posizione, quindi veramente sfortunato aspetto. E a questo punto arriva anche la grafichina che ci avvisa della fine della batteria Silver 2. È Quindi da dire. a questo punto direi di vedere la classifica finale, mentre comunque è stata una gara molto interessante, più nelle retrovie che davanti, perché alla fine Zack è partito e nessuno più l'ha visto. Eccole qua, guarda, Eccole. appena parlo di grafichine, subito che appaiono. E andiamo a vedere come fa la classifica, con Zack che praticamente vincitore indiscusso, è partito e nessuno è riuscito a raggiungerlo, con anche il best lap di 1 secondo e 3 più Wow. veloce. Wow. Giusto, ho fatto un giro un po' più veloce rispetto agli avversari, con Hendry in seconda posizione, abbastanza tranquillo anche lui. Luca che ha fatto un bel sorpasso per la terza posizione, prendendosi il podio. Poi Bulldog in quarta posizione, seguito da Nico MVB93 in quinta. Sesta per Joppy, settima per Emil Thomas, ottava per Zan, nona per Dade, decima per Rocket e 11° Toffa, con anche 10 secondi di penalità che non cambiano la situazione, perché decimo era, decimo rimane. Eccoci quindi tornati per la gara che seguirà Silver 2, e quindi in questo caso sarà proprio Silver 1. La classifica appare adesso, la classifica alla griglia di partenza, con Mashok in prima posizione, seguito da Steve, terzo Canopium, quarto Trivea, quinto Ace Buddha e sesto Aich.
settimo abbiamo Titan e ottavo Giova che chiude la top 8. Nono Zoya, decimo Poz, dodicesimo Santa, dodicesimo Ake che chiude la classifica. Ero in dubbio se ci fosse un tredicesimo, alla fine sono solo 12, quindi perfetto. Mentre vediamo la safety car da un altro kart del circuito di Affi-Kart che sta guidando i piloti pronti per la partenza lanciata, una cosa molto particolare rispetto ad altri kartodomi in cui di norma non si vede molto spesso. Quindi Mashok che parte davanti a Steve, vediamo se riuscirà a mantenere la posizione fino alla fine. 18 giri come le scorse batterie bronzo, mentre potrebbe esserci già forse un sorpasso per la sesta posizione. E quindi la gara è iniziata. Buon divertimento a tutti i telespettatori, buon divertimento ai piloti, vediamo cosa ci aspetta. Mashok che è già scappato, quindi che è successo in due curve? Sono spariti tantissimi piloti, cioè me li ricordavo più vicini, devo essere sincero, mentre qua il sorpasso è incredibile per la ottava posizione se non vado errato, e dovrebbe essere quindi Zoya che ha passato Giova. Poi vediamo, adesso tutti vicini, mentre hai visto un incredibile gombro di piloti, c'è una persona in pista nel mentre la vediamo le gambe appena sotto la sopraelevata. Adesso si va a mettere non sto in ben mezzo. capendo cosa No, infatti guarda qua che incredibile ingorgo nel mentre cambio di posizione ovunque. Abbiamo Esbuda che ha passato Steve, Titan che ha passato Kano più metri via, Poz che ha passato Zoya, ma Zoya anche che ha passato Giova, con Santa Ake che ha passato Aic, con Ake e Aic che risultano entrambi in 11ª posizione, ma in realtà Aic è 12º. Mamma mia, che sta succedendo di tutto. Non la sto comprendendo sta gara, devo essere sincero. Mamma mia, sorpassi ovunque, cioè, stanno veramente succedendo di tutti i colori, perché li abbiamo visti distaccati tantissimo all'inizio della gara, poi tutti vicini improvvisamente. Quindi davvero è una gara finora molto interessante, con tanti sorpassi e grandi lotte, soprattutto grandi contatti che non stanno rendendo felici molti piloti, con Kano prima che ha passato Titan per la quarta posizione e Ake che ha passato Santa per l'11ª. Quindi sì, abbiamo due undicesimi posti, ma in realtà l'ultimo è 12º. Almeno la grafichina ci risulta così. Magari si corregge, però noi prepariamoci. Vediamo come andrà a finire. Occhio qua, ecco qua, la regia. Regia, maledizione. C'era un sorpasso. Un possibile sorpasso almeno. Mamma mia. Dai, non facciamo come... Ah no, non lo posso dire, mi ero dimenticato. La regia di Monaco. Esatto. Non facciamo come Stroll. Ah no? No, non facciamo come Lance Stroll, maledizione. Con Steve che ha passato Esbuda per la seconda posizione, Poz ha passato Trivea per la sesta, e le posizioni che per il resto della griglia rimangono invariate. Gara comunque interessante a livello di cambio di posizione fino ad adesso, con i piloti che stanno facendo una gara molto molto bella fino ad adesso. Esatto, bella fino ad adesso, un po' confusionare all'inizio, ma magari siamo noi che non abbiamo capito cosa sia successo. No, effettivamente io personalmente non ho ancora compreso come sia arrivati a tutte queste manovre di sorpasso incredibile e tutto, però è anche il bello della diretta alla fine. Quindi diciamo che adesso potrebbe esserci un tentativo di sorpasso qua. No, non c'è nessun tentativo di sorpasso, ma sono tutti molto vicini. Molto vicine. Potrebbe esserci prossimamente sicuramente un tentativo d'attacco, mentre occhio a Steve che sta arrivando su Mashok per la leadership della corsa, quindi aspettiamoci veramente un possibile cambio di posizione là davanti. Guarda Steve come si sta avvicinando, era molto più distante prima, adesso al quarto giro di gara si è avvicinato in maniera graduale nei confronti dell'avversario, mentre qua molto vicini per le ultime posizioni. Anzi, nemmeno le ultime, perché sono sesto, settimo, ottavo. E poi invece abbiamo per le ultime posizioni effettivamente anche un'altra bella lotta. Quindi bisognerà stare veramente attenti a tutta la griglia
perché i piloti stanno facendo un gran lavoro con Santa, che ha passato Ake per la 10ª posizione, e Steve che è arrivato e tenta l'attacco subito e lo fa nella maniera migliore possibile, nessun contatto con l'avversario, mantiene una buona velocità, mantiene il motore su di giri, non su giri, su Gigi, Gigi. su Gigi, Jiu-Jitsu. su Mitsubishi. Comunque Steve che passa Mashok e quindi cambia la leadership con Mashok che adesso dovrà tentare il recupero. Qua dietro occhio perché c'è la possibilità di sorpasso per la 9ª posizione, anzi per la 10ª posizione. Vedremo se effettivamente è cambiato qualcosa nelle retrovie appena ci apparirà dalla grafichina. Infatti è così, con Ake che passa Santa per la 10ª posizione. Mentre anche qua nelle retrovie, ma non troppo perché comunque le retrovie sono qua in questo momento. Vediamo comunque una bella lotta quindi tra la 10ª e la 12ª e tra la 6ª e la 9ª. Forse c'è anche il quinto. Aspetta che adesso vado a vedere a livello di piloti. Sì, c'è anche il quinto classificato. Quindi lotta tra il quinto e il 9º. E poi tra il 10º e il 12º. Mentre Steve sembra riuscire gradualmente a distanziare gli avversari. Vedremo se ci riuscirà. Mentre ultime curve anche per gli ultimi piloti. Siamo già in questa Silver 1, sono 18 giri e siamo già quasi a metà. Sì, 2 giri. Come meno della metà. 2 giri alla metà per andare a concludere la metà della gara, perché la gara concluderà poi tra un po' di giri. Mentre Steve è riuscito a distanziare l'avversario Mashok che non sta riuscendo a rimanere dietro a uno Steve in questo momento veramente infermabile, veramente on fire, direi quasi hammer time come un certo Hamilton, che diciamo che sotto quell'aspetto non gli si potrà dire niente, per quanto odiato possa essere un pilota che sotto la costanza, sotto la velocità è veramente veramente forte. Poi la macchina dà una mano sicuramente, ma è comunque un gran pilota. Senza macchina comunque non vinci, quindi però per avere una macchina forte ci vuole anche un manico bello. Beh sì, alla fine Mick Schumacher ha sempre camminato nelle gare, ecco perché veniva doppiato varie volte. Con i cambi di posizione con Zoe e con Trivia e Santa Aic che hanno passato poi nelle retrovie, mentre i primi 3 sono invariati, stessa cosa per Canopium, ma qua dietro vediamo ancora tanti piloti vicini e sicuramente ci può essere una possibilità di sorpasso. L'abbiamo visto con Trivia e Giova che hanno passato Zoya, probabilmente per un errore di quest'ultimo, e quindi le posizioni che cambiano tra la 7ª e la 9ª, con Steve che sta già per andare a concludere un altro giro, mentre siamo effettivamente arrivati a metà della gara. Esatto, vediamo, per ora sembra... Oh, eccoli, un paio in lotta, 2 piloti in lotta e sono abbastanza vicini, si stanno ancora studiando, anche questi altri 5 piloti che io purtroppo non riesco mai a riconoscere. Vorrei una tabella sono tra il quinto e il 9º classificato. Poi adesso stiamo vedendo la lotta qua in questo momento che passa tra Esbuda e Mashok, che con Esbuda che può tentare di prendere una posizione in più, che sicuramente fa bene sia a livello morale, perché facendo podio, arrivando un po' più in alto rispetto alla 3ª posizione fa bene, e poi fa bene anche al punteggio del campionato. Mentre poi abbiamo la lotta tra Titan Poz e Trivea, e poi poco più arretrati Giova 76 e Zoya, eccoli qua che passano in questo momento. Giova 76 che ha la tuta giallo fluo, abbastanza riconoscibile anche la sua. Esatto. Comunque molto molto bene. Tutto bene fino a questo momento e ci sono tanti piloti in lotta. Eh sì, diciamo che tutto bene, i Quinto, piloti... sesto, settimo, ottavo, quasi tutti e 5 in lotta. Sì. E Quasi, anche... sono un po' più distaccati. E poi anche 10º, 11º e 12º un po' più arretrato H adesso, ha perso qualcosina, ma può sicuramente recuperare. Poi comunque ti dicevo,
Per i piloti più o meno tutto tranquillo, per il semplice motivo che abbiamo visto la fase iniziale che non si è capito praticamente niente, ci sono stati cambi di posizione su giù incredibili e dobbiamo ancora comprendere come sia successo il tutto. Però va bene, fa parte anche questo del motorsport ed è il bello di queste gare di kart amatoriali, mentre Giovo 76 qua si deve difendere per l'8ª posizione. Sì, esatto, è il bello delle gare amatoriali perché anche i più bravi possono sbagliare, ma come succede anche nelle gare. E oltretutto i distacchi poi non sono così esagerati, capita a volte, ma non è sempre, non è una regola. Esatto, mentre Aichi ha passato Santa per la 10ª posizione nelle retrovie, stanno facendo vedere la lotta più interessante e comunque dinamica della gara, mentre Mashok è riuscito a distanziare leggermente Sbuda, ma Sbuda dovrà stare attento perché c'è Canopium dietro di lui che sta arrivando veramente a cannone, pronto per provare la posizione. E qui Giova 76 ha perso la posizione, mentre Sbuda ha passato Mashok, quindi è Sbuda che prende la posizione su Mashok e quindi Canopium che adesso potrà tentare sicuramente il sorpasso nei confronti di Canopium. E poi proprio come dicevo Zoya che è riuscita a passare giù per 76 per l'ottava posizione. Esatto, sono comunque molto vicini anche loro. Possono sperare un altro sorpasso per l'uno per l'altro o per una difesa. Occhio lì sopra perché Canopium Sì, li sto vedendo. C'è anche... stato un sorpasso, giusto di fronte a noi. Sì, non so se c'è stato il controsorpasso, adesso vedremo come si aggiorna la classifica con Canopium che ha passato Mashok, mentre c'è un membro dello staff che non so se è inveito contro un pilota o comunque se ha detto qualcosa a un pilota, però comunque è entrato a dire due parole a uno dei piloti in pista, mentre adesso ritorna in posizione di sicurezza comunque. E c'è stato il sorpasso di Canopy su Mashuk, mentre nelle, tra parentesi, ritrovie, perché comunque abbiamo visto Titan e Trivea in una bella lotta, Titan è riuscito a difendersi per la 5ª posizione dopo il tentato sorpasso di Trivea. Steve comunque sta facendo la stessa gara di Zano nella batteria precedente. Zack, di Di Zack. Zack. Zano è uno Perché? youtuber, però cioè, più o meno ci assomigliava, dai. Perché io e i nomi non andiamo mai d'accordo? Non Scusate, saprei la che memoria a dirti. breve termine. Ma io direi sia quella a breve che quella a lungo termine. Pecca un pochettino, ma va bene così, alla fine ci sta. Comunque con Trivea che ha passato per la 5ª posizione Titan, quindi questa volta è riuscito effettivamente a portare a termine il sorpasso, mentre Steve va a tagliare il traguardo l'ennesima volta. Ne mancano solo 2 giri alla fine e quindi prepariamoci perché sarà sicuramente interessante questa parte finale di gara con Esbuda e Canopium che sono molto vicini, anche Mashok che è lì dietro, mentre vediamo se Trivea riesce a rimanere davanti a Titan, ma Titan è molto vicino. Pozza in mezzo tra Titan e Zoya, abbastanza in una posizione di sicurezza, mentre Giova 76 può sicuramente tentare un attacco su Zoya, ma Zoya è leggermente distanziata adesso, vedremo se riuscirà ad arrivarci, con H che è attualmente indisturbato davanti a Santa ed Hake. Mentre... Vai pure. Molto vicini e Steve ancora un distacco esagerato, manca solo un giro alla fine, quindi per ora lotte qui non ce ne sono vicini ma non troppo, sono un po' distaccati per ovviamente provare un sorpasso con questo tipo di kart e sembra che si sia un po' calmata la situazione in quest'ultimo giro. Beh, sì, esatto. Beh sì, diciamo che Steve è riuscito a scappare. Sbuda anche, Canopium dovrà stare attento a Macho che è molto vicino. Stessa cosa Giove 76 perché Aichi si è avvicinato in maniera costante e pericolosa, quindi dovrà stare molto attento sotto quell'aspetto, mentre Steve va a chiudere la gara come Zack, praticamente mai messa in discussione questa leadership. Esatto. Mentre per la 2ª posizione arriva Sbuda
terzo arriva Canopy, ma che riesce a distanziare un po' Mashok per la sua tranquillità. Quinto arriva in questo momento Trivea con dietro Titan. In settima posizione Poz, vicinissimo Giova, ci ha provato su Zoya ma non ci è riuscito, riesce comunque a difendere la posizione su Aich che arriva decimo, e poi undicesimo Santa con il finale e ultima posizione di Ake in dodicesima posizione. Quindi la gara Silver 1 si può concludere qua con questa fantastica classifica. Adesso tra poco dovrebbe arrivare fuori la grafichina, a meno che anche in questo caso la regia ci voglia far vedere tutto il giro di rientro dei piloti. Vediamo. Retroscena. Sì, assolutamente, anche in retroscena. Ecco qua comunque fine batteria Silver 1. Diciamo che questa volta ci aveva già fatto vedere prima il giro di rientro e tutto, quindi ci può anche assolutamente stare che questa volta siano un po' più veloci dalla regia. Quindi ringraziamo ancora comunque il lavoro svolto da tutta la regia, perché comunque ci permette di commentare nel migliore dei modi, anche se ogni tanto, e qui li bacchetto, ogni tanto mi perdono i sorpassi o anche solo i tentativi di sorpassi, però ci può stare, si può migliorare sempre, e lo fanno anche poi nei campionati più elevati come USK e il FIA World Karting Championship, di perdere i piloti, quindi ci può assolutamente stare. E comunque di perdere i sorpassi, quindi ci può assolutamente stare che capiti qui negli amici del Kart Veneto. Mentre adesso attenzione, perché la classifica varia un pochettino, come possiamo vedere dalle penalità, con Steve che prende la prima posizione, seguito da Mashok che, se non vado errato, era terzo. Mais Buda ha preso 10 secondi di penalità, di conseguenza passa davanti a Mashok e Sbuda va in terza. Titan quarto, Canopium quinto, Canopium che era terzo quindi scende in quinta posizione con anche lui 10 secondi di penalità. Post sesto, settimo Giova, ottavo Zoya, nono Aich, decimo Trivea che ha preso un 10 secondi di penalità, e infatti si trova Trivea era settimo se non vado errato, non vorrei sbagliare, comunque si trova abbastanza avanti e scende fino alla decima posizione, con dietro Santa e Ake a chiudere la classifica. A questo punto, Daniele, possiamo chiudere qua questa gara Silver 1 e prepariamoci, perché arrivano tra parentesi le due gare più elitarie, perché comunque alla fine tutte le gare, tutte le categorie ci fanno sempre molto divertire, fanno vedere delle lotte molto interessanti, anzi molte volte vediamo delle lotte più interessanti nelle categorie inferiori rispetto alle categorie Gold, però arrivano le due Gold, Gold 2 e Gold 1, quindi ci rivediamo tra pochissimo per la Gold 2, noi un attimo di pausa, una bevuta per comunque reidratarci e rasserenare le nostre corde vocali. Vedi, non so più parlare. È la mia influenza. Esatto. Comunque ci prepariamo e poi pronti subito per gara Silver, non Silver, maledizione, per gara Gold 2. Guarda Daniele, mi stai influenzando in maniera troppo... Taglia tutto. Comunque no, ci vediamo tra pochissimo per gara Gold 2. Eccoci quindi qua pronti per gara Gold 2, per la penultima gara di questo weekend, ed ecco la classifica subito fuori con il milanese che partirà primo, seguito da Ninja in seconda posizione, terzo Sergio Seat 5 con quarto Cente, quinto Minimac, sesto Iaco, settimo Piolo con ottavo Muia che chiude la top 8. Nono Legione 516, decimo Dennis Criminal, undicesimo Tuna, dodicesimo Miro. E la classifica si chiude qua con 12 piloti in questa gara Gold 2, che ci porterà poi all'ultima gara, la gara più importante della serata, la Gold 1. Mentre la gara in questo momento parte, ci sono già contatti incidenti già all'inizio della gara. Mamma mia, cosa abbiamo visto? Già nemmeno partiti iniziano già gli incidenti per in questa gara Gold 2, però vediamo che comunque ci sta tanta lotta anche là davanti, quindi aspettiamoci di tutto, Daniele. Esatto, poi mi sembrava una manovra abbastanza irregolare, dovrà comunque decidere la direzione gara, perché se non ricordo male, anzi correggimi se sbaglio, non si può sorpassare prima della linea del traguardo, in partenza ovviamente lanciata.
Teoricamente sì, dipende un attimo da come è strutturato il regolamento anche, perché per esempio ci sono dei regolamenti in cui, come nell'International GT Challenge, si può sorpassare appena comunque la bandiera diventa verde, anche se sei dietro la linea di partenza. Quindi dipende effettivamente da come è strutturato il regolamento, mentre vediamo che Muia probabilmente quello che ha subito il contatto ha deciso di ritirarsi per protesta, per presumo a questo punto, non ne sono certo, però comunque Muia Potrebbe, ritirato potrebbe. con Legione 516, Denscream e Lamiro che prendono delle posizioni, penso anche tu a questo punto abbia preso una posizione. Ma io vorrei dirti, ma quante ne sai? Anche i regolamenti degli altri campionati, sai? Ma io diciamo che l'Intercontinental GD Challenge l'ho anche commentato, quindi un minimo mi sono giustamente informato. Poi diciamo che comunque anche io a livello di impegno ogni tanto faccio delle gare endurance e diciamo che Assetto Corsa Competizione, essendo basato molto sia sull'International GT Challenge che sul GT World Challenge, diciamo che è abbastanza semplice andare a carpire il regolamento. Ebbene, questo ci fa piacere perché da un lato abbiamo le GT che sono Tommaso e dall'altro abbiamo l'appassionato di Formula 1 moderne. Mentre non ho capito effettivamente cosa ci facessero i commissari in pista in vela contro un pilota, ma non so, è interessante vedere questa gara. Ogni tanto i commissari decidono di entrare in pista. Non saprei, però la griglia rimane invariata almeno. Sembra essere così, vediamo se c'è qualche sorpasso. No, rimane Battuta proprio così. per battuta, scusate, questa è dovuta, era per Dennis Criminal, i commissari. Ah, ok, ok, perché è un criminale, wow. Ragazzi, Mamma scusate, dopo mia. 4 commenti la stanchezza si fa sentire. Ne sa troppe, ragazzi. Non ho nemmeno la forza di dire che ha fatto una battuta brutta, però Ve lo dico io comunque, intanto va bene così. situazione abbastanza stabile per ora, anche se comunque i piloti sono vicini, quindi qualcuno potrebbe tentare l'attacco. E non sono troppo distanti, diciamo che sono abbastanza vicini sotto quell'aspetto. E vediamo se riusciranno a fare qualche sorpasso. Sembra molto molto vicino lì dietro. La possibilità di un sorpasso dovrebbe essere per la settima, ottava posizione. Forse uno c'è stato. In uscita dalla nostra telecamera l'ho visto, quasi visto, vedremo se l'avrà concluso. Secondo me no, però vediamo. Vediamo, vediamo. E qua la lotta per la prima posizione sono sempre molto molto vicini. Rimane invariata la top 3. Nella top Rimane inva- 5. eh sì, rimane invariata anche qua. Sì, infatti non c'è stato il sorpasso. C'era vicino sicuramente al sorpasso. Era ancora presto per il sorpasso avvenuto. Mentre passano ancora una volta i piloti dopo 5 giri in pista, ne hanno ancora un po', mentre vediamo la lotta per il sesto posto e per l'ottavo posto che imperversa nella griglia. E anche i primi due sono abbastanza vicini, anche se adesso ha perso un pochettino Ninja nei confronti del milanese, ma è sempre lì vicino. Potrebbe attaccare da un momento all'altro. Sì, sono comunque molto vicini e come detto possono attaccare, infatti guarda lì, vicinissimi i primi due, se non ho visto male. Sì, sì, sono molto vicini. Occhio anche qua per la sesta posizione con Iole e Iaco, e anche per l'ottava con Legione e Dennis Criminal che sono molto vicini. Si sta avvicinando anche Miro, mentre si torna nella parte sopraelevata dove i piloti stanno spingendo al massimo per cercare il sorpasso. Comunque gara abbastanza, non dico. Relativamente tranquilla. Esattamente, hai trovato l'aggettivo che volevo dire, perché stavo dicendo, non devo dire monotona, perché comunque sono molto vicini i piloti, si stanno studiando un attimo,
Però comunque sì, una gara abbastanza tranquilla, mentre Dennis Criminal ci va subito a smentire con il sorpasso su Legione 516. Dobbiamo parlare più spesso, Orti. Sì, a quanto pare sì. Ci Comunque... riproviamo, aspetta, gara relativamente tranquilla, vediamo se No, succede adesso no, no, che adesso qualcosa. gara noiosissima, veramente bruttissima, inguardabile. Adesso vedi che ci sono 7 sorpassi nello stesso giro. Sì, tutti che cambiano posizione, uno che si ritira, l'altro che buca una gomma. Ho ritirato ce l'abbiamo già. Eh no, un altro Ah, ritirato, quello con così? Val. Ah, ok, ok. Ancora posizioni tranquille, mancano solo 10 giri, siamo quasi a metà gara. Dal prossimo giro staremo a metà gara e i piloti stanno veramente spingendo al massimo per cercare di portare a termine nel migliore dei modi la gara, mentre attenzione perché lì c'è Piolo vicinissimo al tentativo d'attacco, anche Legione 516 dopo aver perso la posizione vuole recuperarla e quindi sicuramente sarà interessantissima la situazione per quelle lotte dalla sesta alla settima posizione, dall'ottava alla nona, ma bisogna stare anche molto attenti alla lotta per la leadership. Potrebbe accendersi negli ultimi giri di gara, anzi, perché comunque siamo ancora a metà. Eh sì, gli ultimi giri di gara saranno assolutamente importantissimi e sono abbastanza certo che possa il Ninja tentare almeno il sorpasso. Magari non riuscirà a portarlo a termine, ma almeno tentarlo. Quindi aspettiamoci di tutto da parte di Ninja e vediamo se riuscirà effettivamente a portare a termine il tentativo. Vedremo, vedremo. Intanto sono comunque vicinissimi, proprio attaccati, oserei dire. Oh, buona questa Traiettoria un curva. po' larga per il milanese. Ninja ha fatto invece una traiettoria fantastica. Pulita ed è uscito anche veloce. Ecco qua nel mentre ancora Ninja che ha perso qualcosina, probabilmente sul dritto. Si sta avvicinando anche Sergio 5 grazie a questi piloti che sono molto molto vicini. Qui guardiamo Piolo che ha preso una traiettoria un po' più larga per entrare un po' più veloce e avvicinarsi il più che può nei confronti di Jaco. Vediamo comunque che nella prima parte perde un po' il Ninja, mentre nella seconda parte recupera tantissimo. Vero, lo stavo per dire io. Guarda, ci leggiamo nella mente. Eh sì, adesso traiettoria si sono scambiati i ruoli. Ah, in realtà il Ninja l'ha passato, però non l'abbiamo Ah, ecco visto. perché la traiettoria è diversa. Esatto, esatto. Non l'abbiamo visto il sorpasso, o siamo stati troppo pigri a non vederlo almeno. Però io non mi ricordo il sorpasso, devo essere sincero. No, in realtà non l'ho visto neanche io. Quindi, alla fine Ninja, come avevo detto, poteva portare il sorpasso sul milanese, ce l'ha fatta a portarlo a termine. E Dovrà vediamo. mantenere la posizione a questo punto. Esatto, vediamo se riuscirà a mantenere la posizione nei confronti dell'avversario e a portare a termine questa gara nel migliore dei modi. Vedremo, vedremo. Comunque mancano pochissimi giri, mancano 7 giri, anzi 6 giri adesso, che passano sul traguardo. Per ora la situazione, oltre ai primi due, sembra relativamente tranquilla. I primi due si stanno dando battaglia ed è arrivato Eh, anche Sergio. Bah, direi che non è scontata la situazione anche tra la sesta e la settima e l'ottava e la nona. Però sì, adesso, guarda, c'è stato il sorpasso. C'è stato il sorpasso. Dovrebbe esserci stato il sorpasso proprio in salita. Forse tenta un incrocio, non riesce ancora. Aspetta, perché il kart, se non vado errato, il milanese al kart numero 39. Dal retro ho visto il numero 39. Dovrebbe essersi proprio il milanese che è riuscito a passare. Infatti è proprio così. In questa lotta sicuramente può approfittarne Sergio Seat, che potrebbe portare a termine un attacco all'ultimo. Però occhio anche nelle retrovie, perché abbiamo Piolo col Minime, anzi Jaco con Minimec e Piolo anche, Dennis Criminal e Legione anche, che sono molto vicini. Vedremo alla fine di questo giro se sarà avvenuto un altro sorpasso, ma a quanto pare sembra di no. È arrivato anche Sergio, quindi potrebbe essere la variabile impazzita di questo GP.
attualmente a posizioni invariate, però bisogna stare molto attenti perché adesso, come vediamo ancora, proprio il milanese ha il kart che gli va a perdere qualcosina nell'ultima curva ed è un attimo in difficoltà, però vediamo se riuscirà a difendersi mentre affrontano la zona esterna. Mi sa che ha perso la posizione il milanese, eh. Vedremo, vedremo. Non ho visto il sorpasso, però mi sa che il milanese è dietro, perché se non vado errato ha sempre il numero 39, prima l'ha azzeccato, quindi, a meno che non abbia cambiato carte improvvisamente. E tutto è possibile, eh. Esatto. Però dovrebbe essere davanti Ninja. Vedremo come farà l'ultima curva. Vediamo, Ninja davanti, no, Sì. Ninja davanti, Ninja davanti. Mentre le mani fanno gli applausi. E occhio perché dietro, anche dietro, che non l'abbiamo visto perché la telecamera ci ha tolto, la regia ci ha tolto la visuale. C'è stato il sorpasso forse del milanese su Ninja. E Sergio Aspetta, potrebbe adesso lo approfittarne. vediamo, adesso vediamo. No, 33 no, 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 no. ancora no. Però l'ha Ancora no. tentato, l'ha L'ha tentato. Erano tentato, quello affiancati. sicuro. Però bisogna stare attenti anche a dietro, perché Jacopo, Piolo, Dennis Criminal e Legione sono vicinissimi adesso tutti. Quindi sicuramente la lotta si diventa più interessante. Guarda là davanti, c'è stato forse, sì, se non vado errato è Piolo che è riuscito a portare l'attacco. Attenzione perché Chiude la porta. lì dietro Jacopo ha perso sicuramente una posizione, ma potrebbe averne perse anche di più. Potrebbe averne perse anche di più. Adesso vediamo cosa dice la classifica. Con Piolo che ha passato, sì, Jacopo ha perso ben 3 posizioni. Piolo davanti a Dennis Criminal, cioè Piolo davanti a Dennis Criminal con Legione 516 anche che è passato, mentre lì dietro c'è stato forse l'attacco di Sergio Seat nei confronti del milanese. Sì, c'è stato il tentativo di incrocio per difendersi del milanese, il contatto tra i due con Sergio Seat che è riuscito ad andare avanti. Però se non vado errato sto sbagliando perché dovrebbe essere il milanese adesso primo con Ninja terzo. Esatto, è proprio così, con Sergio che è arrivato secondo, Ninja che è stato relegato alla terza posizione, mentre praticamente siamo all'ultimo giro e il milanese che è davanti per la leadership di questa gara. Mentre colpo il milanese nell'ultimo giro che abbiamo visto contro le barriere prima del traguardo. Mentre incredibile errore nelle retrovie di Miro che perde ben 4 posizioni e passano Piolo, Dennis Criminal, Legione e Jaco. Mentre occhio alle ultime curve perché è molto vicino Ninja. È molto vicino. Potrebbe tentare l'attacco. Ma rimane così per ora invariate. Dovrebbe essere finita la gara. Vediamo nelle retrovie se cambia qualcosa, ma non penso sia cambiato niente. Vediamo se è così. Dennis Criminal, Legione 516, Jaco, Miro, sì. La situazione è rimasta più o meno invariata. Adesso vediamo comunque quando ci apparirà la grafichina. E se ci andrà a confermare che la gara è finita o meno. Come se ci sarà un sorpasso all'ultima curva. Teoricamente è conclusa la gara, teoricamente, parlo sempre. Teoricamente, ma nulla è detto. Nulla è detto, ma i piloti li vedo abbastanza tranquilli rispetto a prima. Sì, sì. Guarda, non c'è nemmeno il tentativo di sorpasso aggressivo, cioè sono molto tranquilli in questo momento. Quindi direi che la gara possiamo ritenerla conclusa qui, infatti non c'è nemmeno il rinnovo della grafichina, della griglia, e infatti arriva anche adesso l'avviso per avvisarci che la gara è finita. Quindi adesso tra poco vedremo la classifica e che gara, direi, alla fine. Non tanto nella parte iniziale, che escluso l'incidente che è stato molto molto strano, vedremo adesso se c'è stata qualche penalizzazione di qualcuno. Diciamo che si è ravvivata veramente tanto nella parte finale e ha fatto vedere dei sorpassi veramente incredibili. Alla fine lo avevamo predetto, anzi lo avevamo sperato
si ravvivasse, e così è stato fortunatamente, quindi anche noi ci siamo divertiti sicuramente di più a commentare, nonostante comunque le gare sono già divertenti di suo. Sì, sì, assolutamente sì, mentre il milanese ha preso la prima posizione con Sergio Seat che all'ultimo ha agguantato la seconda e Ninja che prende la terza posizione nonostante il giro veloce in 44,948. Gente arriva in quarta posizione con quinto Piolo, sesto Dennis Criminal, settimo Legione, ottavo Iaco, nono Miro, decimo Tuna, undicesimo Minimac e il dodicesimo è ritirato Muia. Quindi a questo punto possiamo chiudere qua questa gara Gold 2 e direi Daniele che siamo pronti per la batteria La Gold finale 1. di questo circuito di Afficart Indoor barra Outdoor perché è una piccola parte outdoor e un attimo di pausa per per le nostre voci e un attimo di pausa anche per noi perché stiamo morendo ormai praticamente a commentare così tante gare. No, ovviamente sto scherzando, ci divertiamo ogni volta tantissimo. Direi un attimo di pausa e poi si parte pronti per il commento di gara Gold 1. Ed ecco quindi qui l'inizio della gara Gold 1 con Pietro che partirà in pole position seguito da Albi con terzo Inuyasha che chiuderà il top 3 e Ale 17 quarto. Quinto Giro 94 HC, sesto Fonti, settimo Piccolomone e ottavo Mac 1. A seguire Agio in nona, decimo Veteran David 05 e poi undicesimo ed ultimo pilota Elia. Quindi 11 piloti per questa Gold 1 mentre abbiamo visto nel sottofondo che la gara partiva con l'onboard di Giro 94 HC in quinta posizione. Vediamo se ci sarà qualche cambiamento. Un giro in più per questa ultima gara e secondo me sarà, io spero sia una delle più Attenzione! belle Attenzione, già gare. nelle retrovie ci sono stati dei sorpassi, qua sono fianco a fianco in salita, il tentativo di incrocio di traiettoria quasi avvenuto, vediamo se dal visuale superiore si vedrà qualcosa. Forse ho visto delle scintille, ma non ne sono sicuro in quella curva, Qua però c'è tante scintille in queste curve, qui bisognerà capire un attimo come vanno a variare le posizioni. Con Albi che ha preso la prima posizione su Pietro, Fonti su Giro 94 HC, Agio su Mac ed Elia su Veteran David. Giro 94 quindi perde una posizione, siamo tornati con il suo onboard, vediamo se riuscirà a risorpassare l'avversario. vedremo comunque tanti cambi di posizione in questa Gold 1 che si preannuncia molto interessante se queste sono le anticipazioni. Assolutamente, eccoci qua nella parte superiore, ancora un board con Giro 94 che cerca di avvicinarsi nei confronti dell'avversario per tentare il sorpasso, non è semplice. Comunque è molto bello questo cartodromo, Davvero non molto bello. larghissimo, non strettissimo. Inuyasha nel mentre ha passato Pietro in questo giro, stessa cosa per Mac One ed Elia che passano Agio, quindi posizioni invariate. Almeno per la parte in mezzo alla classifica e Albi che è riuscito a ottenere la leadership dopo averla presa con Pietro che invece sta avendo un momento no perché ha perso ben 2 posizioni in 2 giri. Vediamo se adesso riuscirà a recuperare qualcosina o se invece dovrà rinunciare ai sogni di gloria. Vedremo. Un po' lenta questa uscita per Giro 94 HC Eh sì, stiamo dall'ultima curva. vedendo un Giro 94 HC in leggera difficoltà comunque dagli onboard, non sta facendo le curve nel migliore dei modi e sta sicuramente perdendo nei confronti degli avversari là davanti. Più che altro gli scivola tanto il kart. Sì, è molto molto scivoloso, sì. Stavo cercando un altro termine, ma non mi viene in mente. È in difficoltà comunque, non guida pulito come noi vorremmo vederlo, anche perché l'abbiamo visto anche nello scorso campionato e comunque ci aveva fatto divertire anche lui. Eh sì, Peccato, assolutamente. peccato.
Ma sì, vedremo, vedremo. Sicuramente può battagliare. Sicuramente. Mentre occhio, perché la situazione potrebbe farsi interessante là davanti, non tanto nella posizione, nella prima posizione di Albi, ma appena dietro di lui stanno molto molto vicini. E anche nelle retrovie possono stupirci con dei sorpassi interessanti, mentre ritorniamo con l'onboard di Giro 94HC, che rimane abbastanza stabile in sesta posizione, dietro è abbastanza tranquillo, anche davanti purtroppo non ha avversari vicini e deve cercare quindi di spingere qualcosina in più per recuperare gli avversari davanti a lui. Vedremo se ci riuscirà, mentre adesso lo vediamo affrontare la zona in salita e la regia ci cambia perché ci porta a vedere le lotte là davanti per la seconda e terza posizione e per la quarta e quinta posizione, quindi molto interessante quello che stiamo vedendo quest'oggi. E guarda qua quanti piloti vicini, di norma gruppi di due. E anche qua in esterno Inuyasha con Pietro e Ale 17 con Fonti. Adesso anche Gino 94HC deve stare attento Adesso perché ha dietro Piccolo Mone. Dovrà stare attentissimo a non perdere altre posizioni. vedremo anche qui una bella gara, comunque sono sempre in lotta 2 a 2 i piloti, tranne ovviamente il primo che attualmente ha un discreto distacco di una curva Eh, circa. sì, E secondo e il terzo comunque anche sono in gara, sono tutti a coppie di due. esattamente, esattamente. Mentre ancora qua nella zona in salita vediamo le lotte vicinissime, i piloti che si stanno più studiando che altro in questo momento. E cercano un attimo di capire le traiettorie per tentare i sorpassi, ma non è semplice, non è assolutamente semplice. Esatto, nonostante comunque la pista è abbastanza larga per essere un cartodromo, anzi è giusta come dimensioni, come dicevi tu prima, perché ha le giuste vie di fuga, Cioè, vie di fuga non parlerei, però comunque vie di fuga rispetto, comunque, esatto, tipo questa che stiamo vedendo adesso. diciamo che è molto più largo rispetto a un cartodromo indoor normale, è abbastanza largo, mentre qua c'è il tentativo di sorpasso dall'esterno, ma difende E benissimo e dall'incrocio. invece Grande era difesa. riuscito. Occhio a Giro 94HC adesso. Occhio adesso a Giro 94HC, vedremo se riuscirà a difendersi. Più ora il muretto. L'ultima curva è sempre difficoltà. Assolutamente. Assolutamente in difficoltà nell'ultima parte del circuito. In sottosterzo qui in entrata, ma è comprensibile. Assolutamente. Abbastanza pulito qui, si va in salita. Mentre Sorpasso qua il sorpasso, adesso andremo a vedere. pulitissimo. Andremo a vedere poi di chi si tratta, però siamo abbastanza nelle retrovie della griglia. Mentre ancora Gino 94 che ci riesce a difendersi su Piccolo Moni Mac One. E si parla proprio degli ultimi due in classifica. Con Agio in realtà che penso abbia ripreso la posizione su Veteran David. Perché non ci sono cambi di classifica secondo la grafica. Quindi alla fine è riuscito a difendere la posizione. Andiamo a bordo con Giro 94 che ancora
sotto attacco da parte dei due avversari dietro di lui. Vedremo che comunque si sta difendendo molto bene e forse anche in maniera troppo aggressiva, perché va pure a toccare i muri perdendo leggermente tempo rispetto agli altri. Ma le posizioni rimangono ancora invariate e quindi la situazione è ancora in stallo mentre abbiamo sorpassato la metà di gara. Daniele la vedo abbastanza inquieta in Sì, quest'ultima gara. oggi sì. Stavo vedendo una cosa e mi stavo morendo di risate. Ah, ok, meno male, non dica Te la niente. racconterò dopo. No, no, esatto, se proprio deve dirmelo, No, non è mi una faccia, battuta squallida. mi faccia solo soffrire a me. Non è una battuta squallida. Ok, lo spero che non sia quello che penso, però vedremo, vedremo. Vedremo assolutamente se mi sta mentendo oppure no. Comunque, gara della Gold 1, questa gara qui. Stessa situazione della Gold 2, solo che in partenza nella Gold 1 c'è stato più movimento, più sorpassi. E comunque, ancora una volta, relativamente tranquilla per ora la gara, ma che comunque ha i piloti comunque in lotta, ed infatti è appena detto, E infatti Mac che passa Piccolomone. appena l'hai detto c'è stato subito il cambio di posizione con Mac 1 che è riuscito a passare Piccolomone e i due piloti che erano dietro a Giro 94 che ci stanno facendo una bellissima lotta per provare anche a passare Giro 94 KC, che fino ad adesso comunque ha fatto una gran difesa e sta dimostrando di potersi meritare almeno la sesta posizione in cui si trova, ma l'ha sicuramente difficile. Guarda comunque come sono vicini gli avversari. Sì, sono vicinissimi e si sta accendendo sempre di più la gara. Abbiamo superato i 2/3 appunto di gara e quindi è questo il momento in cui si dovrebbe accendere la scintilla tra tutti i piloti. E si è già accesa anche la scintilla, mentre qua G94 KC è ancora on board. Per lui deve stare attento dietro perché ha due piloti scatenati, potrebbe arrivare Elia come terzo perché abbiamo visto che stava recuperando velocemente, mentre qua fa la sua traiettoria ideale. I piloti dietro di lui sono ancora distanti per tentare l'attacco in maniera aggressiva, però per ora veramente sta facendo il lavoro che deve fare, una buona difesa e non gli si può dire altro fino a questo momento. Non ha ritmo purtroppo per raggiungere quelli davanti, ormai è un po' tardi per cercare di recuperare, però sta difendendo molto bene. Buona anche la lotta tra Mac 1 e Piccolomone che lo sta favorendo. Mentre Inuyasha e Pietro si sono distanziati un pochettino. Vediamo che Albi potrebbe subire l'attacco di Inuyasha se inizia a fare qualche errorino, perché Inuyasha sta recuperando pian pianino, mentre nelle retrovie stiamo vedendo anche per la quarta quinta posizione che sono molto vicini, ovviamente, oltre alla lotta che stiamo vedendo tra G94, Mac e, se non vado errato, l'ultimo pilota era... No, non mi viene in mente, però la grafichina subito me lo Piccolomone, ecco Piccolomone. Scusa Piccolomone se ti avevo dimenticato nella lotta, però purtroppo è capitato così. E quindi ancora Albi che sta andando a chiudere l'ennesimo giro. Andrà a chiudere il 17esimo giro e di conseguenza mancheranno solo 2 giri alla fine poi. Ecco qua. Con 2 giri alla fine le lotte sono ancora interessanti. Lì dietro stiamo attenti perché per la sesta posizione c'è una lotta interessantissima con Giro 94 che deve difendersi nei confronti di Mac 1. Anche Piccolomone pronto all'attacco nei confronti di quest'ultimo. E lì dietro anche c'è stato forse il sorpasso, incrocio di traiettoria. Incrocio di traiettoria, forse c'è stato il sorpasso lì dietro. Vedremo adesso
se la grafica ci andrà a smentire oppure se ci dirà che effettivamente è stato così. Con il sorpasso che non avviene, Agio ancora una volta che ha fatto una gran difesa, l'abbiamo visto questa volta in diretta, e davvero bravissimo. Bravo, bravo, bravo. Mentre torniamo on board con Giro 94 HC, che al penultimo giro si trova ancora in sesta posizione. Deve iniziare adesso l'ultimo giro. Eccolo qua, quindi, che inizia a tagliare il traguardo per l'ultimo giro di questa gara. Già l'ultimo giro. Eh Sembra un sì. attimo che erano 14. Ma diciamo che comunque un circuito indoor favorisce il tutto, mentre Veteran David è riuscito a passare Agio all'ultimo giro e quindi Albi va a vincere la gara, Inuyasha secondo, terzo Pietro. Stiamo attenti qua tra il quarto e il quinto che sono molto vicini, se c'è stato qualche cambio di posizione. No, rimane così. Occhio là dietro, perché tra la sesta e la nona posizione sono tutti molto vicini. Giro 94 che ci riesce a difendersi in qualche modo, l'ultima curva è importante, riesce a difendere la posizione Giro 94 HC e rimane sesto, con Piccolo Moni invece che è riuscito a prendere la posizione su Mac 1 all'ultimo, e Elia in nona posizione. Vediamo se c'è stato effettivamente il cambio dietro. E sì, c'è stato, con Veteran David che ha passato Agio proprio nella percorrenza del penultimo giro. E quindi la gara è finita. Adesso prepariamoci per rivedere la classifica e poi pronti. Per niente. Pronti per niente, esatto. No, pronti perché comunque dovremmo vedere i podi, se non vado errato. Esatto, esatto. Pronti per il podio e vedremo quale squadra e anzi, i piloti già li abbiamo visti, ma soprattutto quali squadre avranno trionfato per questa prima gara del campionato HT Triveneto, quindi amici del kart di Triveneto. Sì, eri giusto, HT. Era HT, dovevo fermarmi un attimo prima, ma quello è un mio difetto. O se vuoi fai GADKT. Albi quindi va a portarsi a casa questa prima gara in Gold 1. Poi ovviamente varieranno le categorie in base a quanti piloti ci saranno, con quest'ultimo che ha preso la prima posizione e la vittoria. Ma il giro veloce l'ha preso Inuyasha con 44.383 e il secondo posto. Pietro in terzo, Ale 17 in quarta, Fonti in quinta, sesto Giro 94 HC, settimo Piccolomone, ottavo Mac 1, nono Elia, decimo Veteran David e undicesimo, ma non meno importante, Agio, che va a chiudere questa gara in ultima posizione per la finale Gold 1, persa proprio al penultimo giro nei confronti di Veteran David. Quindi adesso vedremo cosa ci farà vedere la regia. E niente, siamo pronti per vedere cosa ci vuole mostrare. Ecco quindi la classifica squadre di questo primo Gran Premio di Affy Kart Indoor, con la prima squadra che è la JRT, seguita dal team Capeta, terzo il team Smeriglio Racing, quarto APK, quinto CTR 99, sesto Amazon Driver. A seguire abbiamo il team T-Rez in settima posizione con Lamento Corse in ottava, nona per Smeriglio Academy, decima per Runner, undicesima Ginev, non so come pronunciarlo, e dodicesimo team Kalenji, che va a chiudere questa top 12. Quindi direi di far leggere i team dopo la top 12 a Daniele Gianfagna. Abbiamo in tredicesima posizione Storazzo con 17 punti, Spider-Pork in quattordicesima con 16 punti, in quindicesima BRT Team Verona con 16 punti a parità, in sedicesima Team Asturbo. Sì, è così, non preoccuparti. Sì, sì. In diciassettesima Amido Racing, in diciottesima UTEC Racing e in diciannovesima Sparkart. Sparkart
Racing. Devi dire questa è Sparkart! Sì, perché Spark mi assomigliava a Scintilla, però era Scintilla, però dovevo Potrebbe dirlo insieme. essere anche Scintilla e non Sparta, come magari potrebbe essere così, però non Vedremo, siamo vedremo. abbastanza studiati, mi sa. Comunque questa è direi la fine di questa classifica a squadre. Adesso andiamo a vedere i podi che arriveranno tra pochissimo per vedere tutti i piloti che hanno e che sono stati protagonisti di queste fantastiche gare. Eccolo, Ecco, eccolo. ecco. Batteria bronzo 3, il podio con Pave in terza posizione, Rocky Donuts in seconda e primo Chup. E questo è il podio per la batteria bronzo 3. Segue la batteria bronzo 2 con Roby LOL in terza posizione, secondo Rise e primo Brian. Brian molto giovane come pilota da quello che possiamo vedere, Eh sì, comunque molto bravo a prendere la posizione nei confronti degli avversari un po' più datati, mettiamolo in questo modo, con la batteria bronzo 1 che vede Meonide 93 primo, secondo Blue Raptor e primo Pips 93. Questo quindi podio bronzo 1. A seguire abbiamo Silver 2. il Silver 2 con Luca in terza posizione, Henry in seconda posizione e primo Zack che va a prendere quindi una vittoria qua nella batteria Silver 2. Zack qui che è anche lui molto molto giovane e diciamo che nemmeno con il gradino più alto del podio riesce a sorpassare il terzo E infatti, a livello d'altezza. Poi infatti abbiamo Luca. Luca, è altissimo perché ha tantissimi A nel nome. Comunque Silver 1 per Esbuda in terza posizione, Mashok in seconda e poi Steve in prima posizione che va a chiudere questo podio della Silver 1. Poi gara Gold 2 con Ninja che ha anche la tuta realizzata dai ragazzi di Amici del Kart Veneto. Quest'anno presenta anche il logo di RT con Sergio Sa5 in seconda posizione e il milanese in prima posizione che vince questa gara Gold 2. E poi ultimo ma non meno importante il podio per la batteria Gold 1 con Pietro in terza posizione, Inuyasha in seconda e Albi in prima. Quindi questo è il podio per la gara Gold 1 mentre si tirano le coppe in testa. E niente, no. Comunque questo direi che possiamo chiudere questo fantastico Gran Premio degli Amici del Kart Veneto, questo primo GP del sesto campionato del campionato 2022, quindi sesto campionato degli Amici del Kart Veneto nell'annata 2022. A questo punto, Daniele, direi che possiamo chiuderla qua e direi di dare un bel appuntamento a tutti i telespettatori per la prossima gara, che vediamo se sai dove si affronta, se hai fatto le tue ricerche oppure non ancora, se Non ho dobbiamo studiato aspettare. questa volta, Non hai non ho studiato, studiato. allora subito andiamolo a Mi piace cercare. la sorpresa. Ah, vuoi vedere la sorpresa allora? Allora scopriamo insieme questa sorpresa degli Amici del Kart Veneto dove correranno la prossima gara. Adesso ve lo diciamo subito appena i nostri fonti si aggiornano alla velocità della luce. Abbiamo la prossima gara che si farà nel circuito di Legnano, quindi tra pochissimo, nemmeno tra pochissimo, perché tra un mesetto ci sarà la gara di Lignano e saremo pronti per commentare anche quel secondo GP. A questo punto vi auguro una buona serata o buon pomeriggio, in base comunque quando state guardando la gara, e ci vediamo prossimamente per il secondo round, secondo GP degli Amici del Kart Veneto. Arrivederci da Tommaso Maffei. E Daniele Gianfagna. Grazie, ci si vede alla prossima.